geil finde, ist diese sardische Gastfreundschaft, wo du das Gefühl hast, einfach kein Tourist zu sein, sondern zu Hause. Und vor allem das Essen ist phänomenal. Je saurais pas expliquer la nature ou l'intensité du sentiment qui me lie à cette île, mais c'est comme si une soif de connaître ou de voir s'était emparée de moi. We've discovered a corner of paradise for us and for him. It's really an incredible place. Difficult to put into place how peaceful this place is. You have to really be here to experience it. Cinque appuntamenti, oggi è il 22, ci sarà quello del 24 e poi 29. Chiuderemo questa sessione straordinaria dall'aeroporto di Olbia a Costa Smeralda. Anche oggi parleremo di turismo e ripartenza, come fare arrivare la gente in Sardegna. Già molti, io so che comunque nelle ultime ore già molta gente si sta muovendo e questo ci fa enormemente piacere. Sono convinto e ottimista sul fatto che comunque molte persone quest'anno sceglieranno la nostra bellissima isola e come me la pensa anche Lucio Murru, che vedo già collegato dal tavolo principale, dove si alterneranno Robert Piattelli, che coordinerà tutto, Antonio Usai, Gianfranco Pancello e poi Gianluca Chiarella, Gianmarco Veracchi, Davide Collo, Giovanni Conti, Nicola Usala, stavo dicendo Usala ma non va bene, e comunque ci siamo tutti, la squadra al completo. Infatti apro l'audio immediatamente, così Lucio Murru potrà iniziare questo nuovo appuntamento con Call to Action. Buonasera Max, buonasera a tutti, agli ascoltatori di Radiolina e a quelli che ci seguono sulle dirette sul sito dell'aeroporto di Olbia, sulla piattaforma YouTube, su Facebook. Quindi sono qua in compagnia del professor Antonio Usai. Buonasera a tutti. Che è parte del comitato scientifico. Grazie di essere qui, Antonio. Grazie a voi. E grazie a tutti gli amici e i professionisti che sono collegati con noi. Max, hai anticipato un parterre molto ricco oggi, quindi oggi abbiamo la fortuna di avere, oltre alla nostra grande squadra, quindi Joseph Eyark, Robert Piattelli, Gianfranco Fancello, Gianluigi Tiddia e Antonio, abbiamo anche in Vitalia, abbiamo quindi una protagonista dello sviluppo a livello nazionale. Oggi siamo estremamente felici, estremamente grati a loro di averci dato questa finestra, perché parleremo di startup e turismo, quindi tutti coloro che fossero interessati ad avviare un'attività oggi avranno un po' di spunti, un po' di ispirazione. Speriamo di fare una giornata veramente ricca, ma i presupposti davvero ci sono tutti. Che dire ancora? L'aeroporto Olbia Costa Smeralda ringrazia naturalmente i partner dell'iniziativa, quindi Regione Sardegna in primis, l'assessorato al turismo, ma anche ENIT, l'ente nazionale italiano per il turismo, Invitalia l'abbiamo detto, lo spin-off dell'Università di Olbia e di Sassari, Tourism Plus, presieduto dal professor Usai. Ho dimenticato Gianfranco Fancello, che mi scuserà, che forse poi mi farà una bella ramanzina per questo. Allora, Antonio,
direi che partiamo subito per non perdere neanche un attimo, perché oggi vogliamo dare molto spazio anche alle domande degli ascoltatori e di coloro che ci seguono via web. Quindi bando alle ciance, andiamo Lucio, con siamo la vostra pronti. analisi. È stata una settimana ricca di spunti perché dopo l'ultimo appuntamento Call to Action abbiamo ricevuto diverse email, sia io che il professor Fancello, e le mail hanno riguardato le curiosità sui dati che abbiamo condiviso la scorsa volta. In particolare io mi soffermerò ancora sul turismo interno perché, a dispetto di quella che poteva sembrare la prima sensazione, il turismo interno non solo ha una potenzialità ma desta anche grandissimo interesse da parte degli operatori, e allora cerchiamo di focalizzare qualche altro dato importante. Infatti, se la scorsa volta abbiamo visto che il turismo interno fa dei numeri non solo importanti ma in prospettiva anche molto utili per mantenere o per cercare di aggiustare le performance della stagione, abbiamo provato a capire anche non solo dove si concentrano i sardi, l'abbiamo visto la scorsa volta con una cartina con i nostri cluster all'interno dei quali abbiamo trovato qualche sorpresa. Ricordo Tortolì piuttosto che altre aree della Sardegna meno battute dagli italiani e dagli stranieri, ma molto interessanti per i sardi. E allora ci è stato chiesto come si dividono nei diversi mesi dell'anno, e in particolare siamo andati ad approfondire non soltanto i mesi di spalla, quelli classici, quelli che ci accompagnano nella primavera inoltrata, ma anche quelli che ci portano verso il mese di dicembre. E anche qua abbiamo avuto qualche sorpresa. Evidentemente dei dati che piano piano si sono assottigliati, che però mantengono sempre una buona performance, perché Lucio, alla fine è vero, il turismo interno non soltanto va valorizzato ma va anche coccolato, e questo sembrano capirlo anche gli operatori. Infatti vediamo che non soltanto marzo, aprile e maggio fanno registrare quelle 5.000-10.000 presenze a seconda dei mesi e a seconda anche del periodo, che ci fanno ben sperare per questo accompagnamento verso la stagione, ma anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre abbiamo delle sorprese. E allora vediamo che alcuni dati ci fanno vedere come la città di Cagliari è sempre in testa per capacità di accoglienza dei sardi che si muovono, evidentemente non soltanto per motivazioni leisure ma anche per motivazioni business, però è altrettanto utile capire come non soltanto Cagliari ma a seconda dei mesi noi troviamo tra le città di interesse Olbia piuttosto che Alghero, e poi ritroviamo ancora Tortolì nel mese di agosto. I sardi ad agosto riscoprono Tortolì perché la trovano una destinazione interessante, ricca di spunti e da approfondire. E allora il messaggio che lanciamo a tutti gli operatori che sono all'ascolto è proprio questo: non soltanto dobbiamo stare attenti ai sardi che vanno in vacanza, ma ancora una volta valorizziamoli, prendiamo spunto da questi dati che ci avete chiesto di condividere, che ci avete chiesto di approfondire, per provare a tracciare una nuova strategia che ci aiuti a valorizzare il cliente interno come nuovo volano per uno sviluppo sostenibile nei prossimi mesi. Lavoriamo tanto per quello che succederà non soltanto ad agosto, ma magari proiettando i sardi che si sposteranno ad agosto anche verso il mese di settembre, ottobre, novembre, perché no dicembre. Cerchiamo di intercettarli con delle offerte speciali, cerchiamo di intercettarli con dei prodotti customizzati per loro. Abbiamo anche visto nei dati, che poi verranno rilasciati online, che quindi potrete approfondire, che non soltanto i sardi sono appassionati alla Sardegna, ma non soltanto al mare, o meglio, scoprono il mare durante l'estate, ma sono molto propensi a rivivere le diverse destinazioni anche nei mesi di spalla, per poi ritrovare lo stesso mare, magari con motivazioni diverse, anche a settembre, ottobre, e si spingono fino a novembre. Abbiamo le prime richieste da parte dei sardi sul charter nautico, oppure le escursioni che abbinano mare e interno. E infatti vediamo anche che Orosei è una delle mete molto gettonate durante la stagione di spalla, e anche questo ci fa capire come i sardi siano molto attenti non soltanto alle caratteristiche specifiche del territorio da scoprire, ma anche a quello che può offrire questo territorio in termini di organizzazione e motivazioni. E allora proprio su questi dati sarà nostro compito, anche tramite le start-up. Oggi si parlerà di start-up e ci sono molte start-up in Sardegna che sono nate sul tema del turismo nel mercato turistico e che cercano di valorizzare tutte le diverse anime, tutti i tematismi che l'isola offre e che possono servire per orientarci verso una nuova stagione turistica. E allora io mi fermerei su questi due punti che richiamo, e prima di dare la parola a Gianfranco, che potrà approfondire invece gli arrivi con un occhio più attento ad alcuni mercati internazionali. E l'invito è proprio questo: continuate a leggere i dati. Vi ricordo che i dati che noi analizziamo provengono dal SIRED. Abbiamo creato la vostra dashboard personale partendo dai dati che ha rilasciato la Regione Sardegna, che sono
aggiornati al 31 dicembre del 2019. Su questi dati, che ci auguriamo di aggiornare presto con le primissime proiezioni che avremo sul 2020, costruiamo la nostra nuova strategia che include anche i sardi e li considera come uno degli elementi importanti del nuovo prodotto turistico che potremmo sperimentare tutti insieme. E allora ecco, con questo assist che possiamo lanciare verso Gianfranco, io direi, Lucio, che Sì. questo è il momento per lanciare il cuore oltre l'ostacolo e vedere cosa succede a livello nazionale e internazionale. Solo un piccolo flash prima di Gianfranco, perché Max ci chiede la linea. Ecco, no, perché ho sentito che dicevi del coinvolgimento degli ascoltatori, mi piacerebbe ricordare un numero, che è quello per i WhatsApp, perché ci sta ascoltando in FM su Radiolina per tutta la Sardegna, 340 87 15 015, e poi vorrei salutare anche Joseph, perché non l'ho fatto prima e anche non l'avevo visto, scusami, vi restituisco la linea immediatamente, ricordo ancora una volta 340 87 15 015. Grazie. Vai Gianfranco. Bene, grazie Lucio, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come diceva Antonio, proseguiamo un po' l'analisi del fenomeno, anche basandoci sulle mail che sono arrivate negli ultimi giorni per capire un po' quali sono gli aspetti che interessano maggiormente tutti. E devo dire che a me sono arrivate diverse mail relative al tema delle tariffe, perché è un tema che è abbastanza abbastanza atteso, abbastanza sotto analisi in questo periodo, quindi ho cercato di raccogliere un po' di dati sulle tariffe aeree e marittime per capire realmente qual è il contesto di riferimento. Naturalmente prendiamolo solo come un punto di osservazione che deve servire per qualche ragionamento e qualche spunto. Io ho condiviso lo schermo, spero si veda, adesso lo metto in modalità presentazione completa, ecco qua. Allora, partiamo dal trasporto aereo, ho fatto una simulazione comparando alcune tariffe, intanto tra la Sardegna e il continente, relativamente a una persona non residente, naturalmente, con un bagaglio a mano, che decide di venire in Sardegna per una settimana partendo il 31 luglio e tornando a casa il 7 di agosto, quindi siamo in pieno contesto estivo. Non vi leggo, o almeno potete guardare, non vi leggo i singoli dati, vi dico solo che il valore medio sull'ambito nazionale, considerando sia le tariffe in continuità territoriale, come per esempio la Roma-Olbia, che sapete durante il periodo estivo differenzia le tariffe tra residenti e non residenti, più tutto ciò che offrono le altre compagnie, abbiamo in andata verso la Sardegna un valore medio di circa 91 euro e in ritorno un valore medio di circa 74 euro. Stessa cosa abbiamo fatto cercando di capire il rapporto tra Sardegna e estero, e quindi abbiamo preso alcune rotte significative, la Parigi-Olbia, la Barcellona-Olbia, la Luton-Londra-Olbia, appunto Berlino-Olbia, Londra-Alghero, eccetera, eccetera. E devo dire che il contesto non cambia in maniera significativa, nel senso che non abbiamo grandi differenze. Poi sapete bene che dal punto di vista del trasporto aereo le offerte sono abbastanza variegate. Per esempio prendiamo un Berlino-Olbia che è ha un incoming un 49 euro e invece in uscita un 163 euro, quindi vediamo un po' le differenze, anche se questo è il valore maggiore. Però mediamente abbiamo che in incoming un valore medio di tariffa di 75 euro e un valore medio di tariffa in uscita di 91 euro. Uno dirà, vabbè, qui siamo in Sardegna, allora ci siamo presi la briga di andare a vedere cosa succede in altri contesti, e che sono la Croazia, la Grecia e Palma di Maiorca. E abbiamo scoperto che le tariffe nello stesso periodo per lo stesso soggetto sono relativamente più alte, perché abbiamo, considerando la Croazia, abbiamo preso come aeroporto di riferimento Spalato, la Grecia abbiamo preso come aeroporto di riferimento Atene, naturalmente poi si possono trovare, ma questo diciamo ci serve per andare a misurare qual è il contesto, e notiamo che in arrivo verso quelle località abbiamo un valore medio che è quasi il doppio, di circa 151 euro, ripeto, una persona, bagaglio a mano, con invece in uscita un valore di circa 110 euro. Quindi dal punto di vista delle tariffe aeree, valori che abbiamo preso sui siti delle compagnie, quindi abbiamo fatto una stima assolutamente specifica sui siti delle compagnie, in questo momento arrivare in Sardegna in aereo
tenuto conto appunto del periodo, non ha un peso rilevante rispetto ad altri contesti diciamo concorrenziali alla Sardegna come la Croazia, la Grecia o le Baleari. Abbiamo poi considerato invece il trasporto marittimo. Sapete, chi segue e chi è un po' attento alla politica regionale sa che per esempio sul trasporto marittimo recentemente è stato fatto anche un tavolo istituzionale coordinato e curato e diciamo ideato dalla Presidenza della Giunta proprio per cercare di capire in che modo o poter diciamo incidere o comunque limitare il peso delle tariffe. Allora qui ci limitiamo solamente a capire due contesti. Anche qui siamo in un contesto nazionale e un contesto internazionale. Allora abbiamo fatto qui un'analisi un po' più specifica, l'abbiamo considerata nel periodo invernale raccogliendo le tariffe pre-periodo Covid e invece abbiamo replicato le tariffe sul periodo estivo. Qui c'è un errore, non è 24 luglio, ma è sempre il 1 luglio, 7 agosto. Qui il contesto è 4 passeggeri, cabina esclusiva con auto al seguito. Per quanto riguarda il rapporto Sardegna-Continente, vediamo un po' che il valore della tariffa minima d'inverno è di 234 euro in incoming e di 240 euro in uscita, quindi più o meno le tariffe si compensano, quindi globalmente circa 500 euro. Nel periodo estivo, scusate, qua, ok. Abbiamo fatto la stessa cosa, periodo estivo la vedremo adesso, abbiamo fatto la stessa cosa in contesti simili, ovvero siamo andati a misurare e a capire quanto pesano tariffe simili nell'ambito del Mare del Nord. Giro un attimo intorno, vi faccio vedere dove siamo. Siamo qui, zona del Mare del Nord, quindi del Mar Baltico, la Dublino-Liverpool e poi alcuni contesti con le Baleari di tipo internazionale. E vedete che le tariffe medie sono assolutamente comparabili con quelle medie del periodo invernale per la Sardegna, 275 e 279. Ci siamo poi spostati nel periodo estivo. E quindi nel periodo estivo vedete che invece le tariffe salgono in maniera significativa, aumenta anche l'offerta in maniera rilevante, abbiamo 357,27 per gli arrivi e 536 mediamente come tariffa in uscita, mentre in quei contesti internazionali che abbiamo visto i valori medi delle tariffe nello stesso periodo estivo sono di 299 e di 315. Quindi mentre nel periodo invernale la tariffa era comparabile assolutamente, e nel periodo estivo in Sardegna aumenta di un 40% in più. Però vi invito a guardare come all'interno di questo contesto le tariffe basse sono quelle relative al Mare del Nord, mentre aumentano, non come quelle sarde, ma aumentano le tariffe in ambito mediterraneo. Guardate la Marsiglia-Ajaccio, guardate la Valencia-Maiorca, guardate la Barcellona-Palma di Maiorca rispetto invece alle tariffe del Mare del Nord. L'ultima slide, che cosa fa? Compara le tariffe rispetto non tanto alla tariffa globale, che è quella che abbiamo visto, quanto alla tariffa relativa alla miglio navigato e all'ora navigata. Perché? Perché nel trasporto sia aereo che marittimo conta molto capire quanto dura il viaggio, quindi quanto pesa il viaggio. Giusto per darvi un valore di riferimento, la Cagliari-Civitavecchia, che dura 16 ore, costa come singola corsa circa 52.000 euro globale come costo per l'armatore, quindi stiamo parlando di costi rilevanti. E come potete vedere, guardate un attimo, in Italia, cioè la parte sarda, d'estate il valore estivo in termini di miglia navigata è superiore a quello dell'estero, nei contesti esteri, da 1,98 rispetto a 1,86. E in termini di ore passa all'estero ce l'abbiamo circa 34 euro all'ora contro i 44,80 euro all'ora. Allora cosa voglio dire con questo? Chiudo e lascio poi la parola. Che è chiaro che il Mediterraneo d'estate ad agosto siamo nel periodo di punta, nell'area di punta. È come se io volessi andare, faccio un esempio calcistico, come se io amassi il calcio e decidessi di andare a prendermi un biglietto per la finale dei mondiali o per la finale di Champions League. È chiaro che quel biglietto lo pago in maniera rilevante. Allora, e qui gli armatori naturalmente sanno che quello è il periodo con maggior richiesta, ma tutto il resto del contesto ha un contesto di riferimento con tariffe
più basse e con tariffe minori. Allora l'invito qual è? È capire in che modo, attraverso un'azione integrata con gli armatori, poter rafforzare quei periodi di morbida, quei periodi di spalla di cui parlava Antonio poc'anzi, proprio per spalmare su altri ambiti la domanda, nella quale non abbiamo valori molto elevati e quindi diventa più conveniente venire in Sardegna rispetto a altri contesti, anzi siamo ancora più concorrenziali. Questa è diciamo una piccola, un piccolo spunto che offro. Naturalmente non vuole essere nessuno vuole non vuole essere un momento di diciamo assoluto, ma è solo un ragionamento per dire che comunque le tariffe, un problema di tariffa c'è, ma non è non riguarda tutto l'anno, né tantomeno riguarda solo il contesto della Sardegna, ma come abbiamo visto riguarda in generale il contesto del Mediterraneo. Sono comunque disponibile, ovviamente, se ci dovessero essere domande o maggiori approfondimenti, ad approfondire più tardi il tema. Lucio, ti restituisco la linea. Molto bene, la ridò velocissimamente ad Antonio perché ha ancora un elemento importante che porterei alla vostra attenzione. Sì, grazie Lucio. Ma sicuramente gli stimoli che abbiamo ricevuto da Gianfranco per guardare il sistema e proiettarci al di fuori dell'isola e poi rientrare nell'isola con le tariffe, i vantaggi, ci portano alla mente subito la competizione. E allora ancora una volta, prendendo spunto dalle domande che arrivano nella nostra chat, qualcuno vuole sapere ancora di più, ma una delle domande che è appena pervenute riguarda la dinamicità di questo mercato interno, riguardo anche agli altri attrattori che non ci siano necessariamente il mare. Bene, e allora anche da questo punto di vista i dati ci hanno restituito, in accordo con le analisi fatte con gli operatori, qualche altro spunto di riflessione. In particolare vediamo che i sardi non sono soltanto affezionati al mare, l'abbiamo detto prima, gran parte degli isolani si sposta all'interno della destinazione turistica Sardegna per visitare località di mare tra giugno e settembre, però anche coloro che si muovono negli altri mesi scelgono il mare per viverlo diversamente o anche altri tre attrattori, la montagna. Ecco, la montagna o le colline, come qualche ascoltatore ci fa notare, sono nella mente e nel cuore dei sardi, perché vediamo che le destinazioni interne, in particolare quelle della Barbagia, piuttosto che altre zone collinari o montuose, iniziano a riscuotere un interesse crescente. Lo abbiamo visto nel trend degli ultimi 5 anni, dove via via c'è stata una crescita di oltre il 20% dell'interesse dei sardi per visitare queste destinazioni, e anche questo ci aiuta perché ci sposta dal mare, che è un classico per noi, il prodotto di punta, verso tutti quegli altri elementi che ci possono aiutare a costruire un nuovo prodotto. E allora, richiamando anche l'invito fatto da Gianfranco sulla riflessione a 360 gradi, vi invitiamo ancora una volta ad utilizzare questi dati, a farli vostri e a provare ad incrociarli in tutti i modi possibili, anche chiedendo a noi di incrociarli per voi e poi di ripresentarveli nelle altre 2 occasioni che avremo, per cercare di costruire un pacchetto che sia focalizzato non soltanto su nazionale e internazionale, ma anche su tutti quei concittadini piuttosto che visitatori che si spostano da tutte le province della Sardegna per venire a visitarci. Un ultimo elemento, quello a cui faceva riferimento Lucio, la capacità di spesa. Qualcuno ci scrive: sì, ma i sardi ora potrebbero vedere compromessa la loro capacità di reddito e con una contrazione verrebbe meno anche quell'elemento. Beh, in realtà abbiamo controllato le statistiche in questi giorni, abbiamo visto i dati della Banca d'Italia, i dati diffusi la scorsa settimana dal CRENO sul centro di ricerca Nord-Sud dell'Università di Cagliari-Sassari, e abbiamo visto come il reddito pro capite in Sardegna non sia cresciuto negli ultimi anni, anzi ha segnato il passo, c'è stata qualche piccola diminuzione. E questo, allora, se dovessi rispondere all'ascoltatore che ci dice ma con reddito inferiore avremo meno sardi in giro, è possibile, ma l'evidenza dei dati ci dice il contrario. Nonostante si sia avuta una contrazione del reddito medio pro capite negli ultimi anni all'interno dell'isola, sono cresciuti i viaggiatori interni. E allora anche questo, se dovessimo ragionare in chiave prospettica, ci lascia ben sperare, ci dà dei segnali positivi. Nulla è perduto, anzi cerchiamo di valorizzare tutti purché il prodotto sia realmente competitivo. E allora, Lucio, su questa ipotesi di prodotto competitivo io direi che proprio per questo le start-up che oggi sentiremo ci potranno dare un grande contributo, ci possono aiutare a creare innovazione e quindi prospettiva per il nostro prodotto turistico. Grazie professor Usai. Flash da Radiolina, abbiamo qualche domanda, Max? Sì, ne abbiamo una da parte di un imprenditore abbastanza preoccupato, Gavino Melis, da Sassari,
ci chiede quando, perché naturalmente fa i complimenti per quello che sta succedendo in Call to Action e dice vi seguo da quando avete iniziato, però io sono un imprenditore preoccupato, vorrei sapere quando la ripresa, se ci sarà una ripresa, quando la gente comincerà ad arrivare in Sardegna. Non so a chi girare questa domanda, ci penserai tu Lucio. Ricordo il numero per WhatsApp 340 87 15 015. Risposta flash al nostro ascoltatore: deve avere un po' di pazienza, perché fra 2 giorni facciamo il forum trasporti, dove avremo vettori, dove avremo degli esperti, avremo uno dei massimi esperti mondiali di trasporti che è Andrea Giuricin, al quale la prima domanda che faremo è esattamente questa. Sappiamo che i valori della Cina sono abbastanza preoccupanti, nel senso che loro dopo 4 mesi di grande diciamo, turbolenza legata al Covid hanno ripreso circa il 60% del loro traffico. Ad Andrea Giuricin chiederemo esattamente questo: in quanto tempo noi torneremo alla normalità. Però voglio dare anche un flash velocissimo. Per quanto riguarda l'aeroporto di Olbia, le rotte programmate a luglio e agosto sono abbastanza vicine all'operativo dell'anno passato, per cui noi pensiamo di avere un ottimo risultato a luglio e agosto. Certamente non possiamo replicare i numeri dell'anno passato, però certamente siamo abbastanza ottimisti, quindi sospendiamo questa risposta e la approfondiamo fra 2 giorni alle 17, Forum Trasporti. Direi di passare adesso ad un altro nostro grande amico che sta nel comitato scientifico, Robert Piattelli. Robert, sei tu che coordinerai il focus che andiamo a fare sulle start-up. Naturalmente hai coinvolto il primo player italiano per quanto riguarda lo sviluppo delle start-up, che è Invitalia, quindi do la parola a te. Cerchiamo di stare nei tempi, perché abbiamo l'obbligo di chiudere alle 19 puntuali, perché l'altra volta ci hanno tirato le orecchie perché siamo andati un po' fuori. A te Robert. Eravamo io e Joseph l'altra volta che non finivamo mai di litigare, per cui è chiaro che poi ci hanno tirato le orecchie. Allora, buonasera a tutti. Perché Invitalia? Invitalia è un'agenzia governativa, quindi è un'agenzia che ce lo spiegherà meglio Gianmarco Veraci, che è qui per illustrarci un po' la missione dell'agenzia e un po' se 1 o 2 misure nello specifico. Ma cuore per tutti, tutto quanto, sono 3 gruppetti di ragazzi molto promettenti che abbiamo selezionato grazie all'aiuto di Invitalia e che ci portano le risorse, le idee, la freschezza in settori che, come vedrete, sono legati in parte o totalmente anche al concetto turistico e hanno un filo comune tutte e 3, che è la sostenibilità. Gianmarco, oltre alle mascherine, che cosa fa Invitalia? Ciao a tutti, è un piacere ritrovarvi. Io sono stato su invito di Robert presente fisicamente a Olbia lo scorso anno, è una manifestazione che ho molto apprezzato. Invitalia accompagna sviluppi di innovazione e di crescita del paese con un kit di strumenti rilevante. Oggi abbiamo deciso con Robert di parlarvi sostanzialmente di uno di questi strumenti che è particolarmente adatto si lega molto bene ad esempio al discorso che faceva il professore Usai, no? Quando parlava della potenzialità delle aree interne, quindi della fertilizzazione del sistema delle microimprese. In particolare mi riferisco a una misura che ha una grande portata sia in termini finanziari che anche di impatto che ha già sul sistema paese, che è Resto al Sud. Resto al Sud ha una dotazione ricchissima di 1.250 milioni di euro, per cui ha un orizzonte temporale di sviluppo molto rilevante, ed è destinata a iniziative, a start-up in senso stretto, cioè nuove iniziative imprenditoriali, ma anche al consolidamento e alla diversificazione di imprese già esistenti sul mercato. Era partita come iniziativa destinata agli under 36, ha ampliato la platea in termini di età, e da dicembre dello scorso anno
è riservata agli under 46, siamo cresciuti di 10 anni, ci sentiamo tutti un po' più giovani, Robert, quindi io non starei dentro neanche in quest'altra dimensione, però insomma allargato sufficientemente la platea degli utenti in termini di età, con una scelta direi molto azzeccata, perché dobbiamo pensare alle grandi difficoltà dei quarantenni, 45enni espulsi dal sistema del mercato del lavoro da grandi crisi settoriali che ci hanno attraversato negli ultimi tempi, e ha aperto anche alla dimensione professionale, per cui oltre ad essere un'iniziativa destinata a tutte le categorie di impresa, dal dicembre 2019 si apre anche alle libere professioni. In linea di massima, come funziona la misura? Ha una dotazione massima di 200.000 euro per intervento, è destinata, come dicevo, a start-up in senso stretto, oppure all'ampliamento, diversificazione di attività esistenti, purché esistenti da dopo il 21 giugno 2017, che è la data in cui è stata partorita la normativa, insomma, la norma istitutiva. Copre per intero l'investimento con una con un mix finanziario che è fatto in questo modo: 35% delle agevolazioni sono a fondo perduto, 65% sono costituite da un finanziamento bancario che è garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito dal Medio Credito Centrale, per cui Invitalia paga anche gli interessi. Peraltro è previsto un piano di preammortamento di 2 anni. Questo vuol dire che per un paio d'anni le start-up non avranno alcun impegno finanziario, non ci saranno rate da pagare, per capirci. E voglio anche sottolineare che il normatore ha istituito un'ulteriore agevolazione proprio per questo terribile periodo che abbiamo vissuto tutti del lockdown, per cui a partire dal decreto rilancio Resto al Sud aggiunge un ulteriore finanziamento a fondo perduto, 15.000 euro per le ditte individuali, 10.000 euro per socio, fino a un massimo di 40.000 euro, destinato a copertura delle fabbisogni di liquidità. Per cui le imprese Resto al Sud che completeranno il loro iter entro i tempi stabiliti dalla normativa, è previsto questo ulteriore contributo. La normativa, vi do qualche numero, cioè la normativa ha avuto un impatto molto rilevante. Considerate che a oggi sono arrivate oltre 15.000 domande, ne abbiamo istruite la gran parte, già ammesse oltre 5.000, e in Sardegna, prendo i dati sardi proprio recuperati proprio oggi, quindi freschissimi, abbiamo ricevuto 716 progetti di impresa, attualmente ne abbiamo approvati 275 e quindi diciamo con un'occupazione prevista già di quasi 900 nuove unità di occupazione. I trend sardi stanno crescendo, cioè c'è una maggiore conoscenza della misura, che ha i suoi maggiori atu in 3 aspetti fondamentali. Uno è una misura realmente burocratic free, direi, cioè una legge e una norma e una gestione estremamente friendly. Il secondo aspetto è la velocità, in 30 giorni non diamo riscontro alle imprese. E il terzo aspetto è l'approccio che fin da principio abbiamo dato alla gestione di questa norma, che è molto vicina all'utente. Insomma, c'è un dialogo costante della squadra che lavora con me, con Resto al Sud, con gli utenti, sia in fase di presentazione del progetto che poi nella fase di valutazione. Sottolineo un altro aspetto molto rilevante. Io credo che questi strumenti nazionali trovino la migliore declinazione nel momento in cui sul territorio gli attivatori locali sono in grado di creare l'humus, perché poi le imprese che noi promuoviamo possano trovare un terreno fertile su cui muoversi. Quindi sono molto utili questi incontri nei quali si possa stabilire un contatto diretto tra centro e periferia e fare un lavoro di network molto utile. La normativa peraltro ha previsto l'istituzione, la normativa proprio istitutiva ha previsto che potessero accreditarsi con Invitalia degli enti non a scopo di lucro, i comuni, le università, per fare assistenza gratuita ai beneficiari. In Sardegna abbiamo 9 enti che hanno aderito a questa network, molto validi,
Di recente abbiamo avuto anche delle adesioni proprio nell'area gallurese, con cui abbiamo un programma molto interessante che doveva andare in campo nei mesi scorsi in presenza, che celebreremo sicuramente in presenza appena sarà possibile, e probabilmente attiveremo comunque nel frattempo in modalità online come quella attuale. Ecco. Grazie Gianmarco. Senti, dacci soltanto come si inserisce per la tua esperienza dentro il bouquet dell'offerta di Invitalia. Resto è una misura che ha una caratteristica massiva, Robert, cioè nel senso è destinata a tutte le categorie di impresa. Noi infatti abbiamo intercettato domanda molto variegata, il 50% della domanda che intercettiamo è turistica, per cui la gran parte delle imprese che fanno domande sono imprese che hanno a che fare col turismo. Abbiamo innovazione, abbiamo iniziativa che hanno a che fare con eccellenze sul fronte sportivo, ad esempio mi viene in mente, se voi andate a visitare il nostro portale istituzionale, c'è un bel format che si chiama In viaggio con Resto al Sud, è presentata c'è una storia per ogni regione. In Sardegna raccontiamo la storia di un velista olimpionico cagliaritano che ha avviato una clinic molto bella di scuola, dove fa scuola di vela sia per i ragazzini che si approcciano alla vela che anche per chi intende invece fare vela dal punto di vista agonistico. Abbiamo iniziative come quella che presenteremo oggi, molto interessante, Green, una giovane azienda che si presenta sul mercato con la produzione di piattelli biodegradabili, poi ce la racconteranno meglio gli interessati. Abbiamo iniziative molto interessanti nel settore della ristorazione, per cui la caratteristica principale di Resto al Sud è proprio quella di essere una misura accogliente per tutti i settori, ha un tetto di investimenti non altissimo, però tutti gli studi ci dimostrano che anche le migliori iniziative, le migliori start-up spesso nascono con investimenti contenuti entro i limiti di questa normativa, 200.000 euro. Gianfranco? Ne parlavamo prima offline, diciamo che questo è l'agenzia, ma si sto parlando di Invitalia, ma possiamo parlare anche di altre agenzie regionali, fanno parte al pieno diritto di un elemento del sistema imprescindibile, diciamo. Scusate, avevo il microfono spento. Diciamo, certo, io prima offline facevamo insieme una serie di considerazioni, quindi era capire, ma qui magari Gianmarco, che saluto, può diciamo, darci qualche elemento in più, cioè capire all'interno di quale meccanismo, di quale scenario di pianificazione, soprattutto in un contesto come quello della Sardegna, dove la tipologia delle filiere, l'attenzione verso determinati ambiti rispetto ad altri, c'è una sensibilità molto forte. Allora, diciamo, la curiosità che avevamo era appunto capire all'interno di quale, cioè se loro hanno, da questo punto di vista, si rapportano rispetto ad un macro scenario di tipo regionale, oppure attraverso quali leve controllano magari le ricadute sui territori, riescono a capire in che modo diciamo quanto poi assegnano a delle ricadute positive nel breve, brevissimo o anche medio periodo. Ecco. Allora, come dicevo prima, la misura ha una dotazione finanziaria molto importante e aperta alla domanda libera, nel senso un libero cittadino che ha un'idea di impresa con diciamo, i requisiti previsti dalla normativa può presentare il proprio progetto, e questo è un canale diretto d'accesso che è il più frequente anche. Certamente, dicevo prima, diventa virtuoso il percorso nel quale con i diversi attori locali si riescono a stabilire dei contatti in cui noi diventiamo, se vogliamo, i finanziatori di progetti di sistema che possono così trovare una sinergia efficace rispetto alle dotazioni finanziarie previste per la creazione di impresa e invece le azioni di territorio messe in campo dagli attori locali. Quindi la qualità dello strumento, Gianfranco, è proprio questa, cioè è uno strumento aperto, inclusivo, che secondo me stimola il territorio a creare azioni di sistema e usufruire
delle risorse, evitando dei fenomeni che spesso hanno caratterizzato misure di questo tipo, che sono finanziamenti a pioggia che poi, laddove non trovano un atterraggio in un contesto efficace, rischiano di perdere anche quella dinamicità e quelle capacità della singola impresa, che non riesce ad avere nel contesto locale le giuste infrastrutture per muoversi. Antonio, ho risposto, Gianfranco, non... Antonio e Lucio, veramente da voi, poi ripassiamo la palla a Gianmarco che deve presentarci Sarda Piattelli, quindi dovrei presentarla io, ma insomma va benissimo Gianmarco. Lucio, è interessante questo che dice Gianmarco, nel senso che se si riuscisse sempre più a contestualizzare quali sono i luoghi dove c'è bisogno di innovazione e poi metterli in connessione con... io sto parlando al tuo aeroporto, ad esempio, no? Nel senso di lanciare tante sfide che siano coerenti con un piano di sviluppo dell'aeroporto e del suo territorio. Oppure, Antonio, mi rimetto a te per tutta la tua esperienza di laboratori universitari, di tutti i percorsi su cui state ragionando. Ovvero cercare di portare l'innovazione verso le risorse, ma attraverso un mediatore. Ma guarda, sfondi davvero una porta aperta. Antonio oggi è qui insieme a me perché qualcuno qualche anno fa ha avuto una visione, diciamo, brillante, e quel qualcuno era Francesco Morandi, che ha pensato che l'università e l'aeroporto potessero interagire. Il connubio è stato estremamente positivo, noi lavoriamo a stretto contatto con l'università, con Antonio in particolare, ma con una serie di altri docenti, e quindi molto volentieri il tema delle start-up ci sta davvero a cuore, per cui credo che l'università dovrebbe essere coinvolta in questo processo. Noi ci siamo. Possiamo dire che esiste già un laboratorio di fatto, come diceva Lucio, l'abbiamo sperimentato ormai negli ultimi 15 anni, perché tanto è il tempo che è trascorso da quando questo corso di laurea è stato avviato grazie a Francesco Morandi, ma oggi ci troviamo in una fase più matura nella quale riusciamo ad intercettare possibilità del mercato e a tradurle anche in azioni concrete. Una delle azioni è quella che viene svolta con GEASAR per disseminare innovazione sul territorio, l'altra la facciamo noi come università. Anche in pieno lockdown non ci siamo sottratti, abbiamo avviato qualche indagine, in particolare alcuni laureandi hanno studiato la propensione all'innovazione del sistema turistico della Sardegna. I risultati sono incoraggianti, nel senso che c'è molta voglia di innovare, molta attenzione al nuovo, la realtà è che c'è bisogno di supporto. Bene quindi quello che diceva Gianmarco di Invitalia, perché se riuscissimo a stringere ancora di più la collaborazione e renderla ancora più efficace per tutti, dalle microimprese alle piccole e medie imprese, probabilmente da qui ai prossimi 3 anni riusciremo a fare un grande lavoro. Gianmarco, a te Piattelli. Allora Davide, devi introdurre i ragazzi. Davide e Andrea sono 2 giovani che hanno fatto anche un'esperienza di lavoro, ci racconteranno loro all'estero, hanno deciso a un certo punto che Resto al Sud è una misura che gli dava l'opportunità di realizzare un loro sogno, cioè realizzare la loro iniziativa imprenditoriale, il loro progetto di vita nel loro territorio. Questa poi è la ragione per cui anche il nome della misura, no? È rievocativa di quello che era lo spirito del normatore. Resto al Sud, ma anche, Roberto, ne abbiamo parlato diverse volte, sta diventando anche tanto torno al Sud. Il 10% della domanda è caratterizzata da giovani che hanno fatto esperienze significative all'estero o al nord Italia e hanno deciso con questa misura di tornare nei loro territori di origine. Davide e Andrea sono 2 fra questi. Lascio la parola a Davide che ci racconterà l'iniziativa. È un'iniziativa che sta partendo, hanno appena finito il programma degli investimenti, si accingono, anzi hanno già stretto, se non sbaglio, hanno chiuso già i primi ordinativi e quindi è una vera e propria startup, sta muovendo i primi passi, quindi li ascoltiamo con piacere, è un grande e affettuoso in bocca al lupo evidentemente per la loro neonata attività. Vai Davide. Buon pomeriggio a tutti, grazie Gianmarco per le belle parole. Allora, la nostra attività, come avete annunciato, si occupa della produzione di piattelli per i campi di tiro a volo, con la differenza che questi piattelli sono biodegradabili. Abbiamo
questa azienda nasce da vari fattori, diciamo, è mossa dalla passione, nello specifico di Andrea, perché lui è cresciuto nell'ambito sportivo del tiro a volo, della caccia, quindi porta dietro la passione, ma come avete detto prima, soprattutto siamo spinti dal desiderio di tornare a casa dopo l'esperienza che abbiamo fatto all'estero entrambi, e quando abbiamo avuto questa esigenza nostra di tornare, è stato promosso il bando Resto al Sud, quindi è stata una serie di coincidenze che abbiamo colto al volo e ci ha permesso appunto di realizzare questo nostro progetto nel miglior modo possibile, devo essere sincero, perché tutto quello che ha detto Gianmarco prima è la pura verità, nel senso noi ci siamo trovati molto bene sia nella fase burocratica, ma comunque siamo stati sempre accompagnati nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la nostra attività nello specifico, abbiamo deciso di puntare su questo progetto perché abbiamo constatato diverse problematiche nel settore sportivo del campo del tiro a volo in Sardegna, principalmente perché noi siamo la prima azienda che si occupa di produrre piatelli in Sardegna, quindi tutte le associazioni sportive o le altre piccole aziende come le armerie si dovevano preoccupare di ordinare questo prodotto dalla penisola, e questo implica numerose problematiche come i costi sul trasporto, il trasporto stesso, perché il piattello è comunque un prodotto molto fragile e durante i viaggi in nave, comunque con i vari tir, poteva creare numerosi problemi sulla qualità del prodotto nel momento in cui arrivava a destinazione. E niente, come ha detto Gianmarco, ci ritroviamo adesso a muovere i primi passi, abbiamo molta voglia di portare a compimento tutti quelli che sono i nostri progetti e desideri al riguardo. Quindi speriamo bene, le prospettive sono molto buone. Robert, mi posso inserire giusto un attimo? No, devi inserirti. Io vorrei che il volto fresco, grintoso di Davide fosse da stimolo a chi ci ascolta, perché fare impresa è un'impresa, è vero, perché bisogna avere gli attributi per affrontare il mercato, che non è un soggetto sempre simpatico, no? Però ve lo dico con il cuore in mano, questa misura è certamente una misura adatta a chi intende fare, per le ragioni che vi ha anche raccontato Davide. I tempi sono molto rapidi, in 30 giorni diamo l'esito. Abbiamo un rapporto di collaborazione con le banche che finanziano il 65% della parte bancaria, quindi tempi, grande attenzione ai nostri cittadini utenti, grande entusiasmo della squadra che ho intorno. Io ogni tanto racconto che Resto al Sud sono giovani che aiutano giovani. La squadra con cui lavoro è fatta mediamente di giovani dell'età di Davide, giovani con grande entusiasmo che hanno voglia di fare con passione e competenza il proprio mestiere. Quindi per coloro che in Sardegna sono tanti, hanno varie iniziative da proporre, certamente possono contattare l'agenzia, prendere contatto con noi. Il nostro sito è assolutamente ricco di informazioni. Io oggi ho preferito raccontarvi le cose più che dilungarmi con delle slide, ma davvero sono molto chiare le informazioni sul sito. C'è un'app dedicata in cui tra l'altro il beneficiario è aggiornato in tempo reale degli avanzamenti della propria istanza, del proprio progetto, e questo sia penso il primo caso in cui su fondi nazionali c'è una tale, diciamo, comunicazione e trasparenza. È molto importante sentire i racconti come quelli di Davide, perché come ce l'ha fatta Davide, io sono convinto che tantissimi ragazzi con grandi potenzialità che abitano la nostra isola possano certamente fare un percorso analogo. Gianmarco, ci viene una domanda da YouTube, perché siamo su tanti canali, tra cui anche YouTube, che anche quella è stata una bella startup, no Gianmarco? Sì. YouTube, intendo. Sì.
È andata bene per loro, insomma. Direi che oggi se la passi un finino. Un pochino sì, stanno meglio di noi, insomma. Senti, Danilo Puletti che ci chiede, potrei rispondere io, ma vorrei che tu rispondessi te, come posso entrare in contatto con Invitalia per un progetto turistico? Mi sembra che ci sia da parte dell'ufficio, del team, uno sportello proprio di primo orientamento. Allora, guarda, come dicevo prima, noi abbiamo dei partner locali che sono gli enti accreditati. Si va sul sito e si vede quali sono. Se la persona che ha chiamato della Gallura trova magari l'ente accreditato che sta in Gallura, così ha il contatto diretto. In alternativa può porre il quesito a noi, c'è un numero azzurro, ci sono degli spazi per porre i quesiti e noi tendenzialmente offriamo le risposte in un paio di giorni, il cittadino avrà il riscontro richiesto, insomma, può quindi utilizzare uno di questi canali a suo piacimento. Benissimo. Gianluca, tocca a te. Gianluca, anche lui è un collega di Gianmarco, segue principalmente un paio di progetti di cui uno si chiama Factor Impresa Turismo. Da Factor Impresa Turismo, in cui ora in 4 minuti ci racconti Gianluca, abbiamo selezionato 2 belle storie, a mio avviso, che porteremo all'attenzione di chi ci ascolta. Anche queste sono progetti molto molto promettenti, a mio avviso. Uno o diventa una multinazionale o fra un anno non c'è più, però l'altro invece ha un respiro più ampio. A te Gianluca. Grazie mille Robert, ti ringrazio. Io sto provando a condividere delle slide, penso si vedano. Sono qui oggi per parlarvi appunto di Factor Impresa Turismo, che è questo programma di Invitalia. Allora, Factor Impresa Turismo, diciamo queste 2 frasi qui un po' riassumono cos'è Factor Impresa Turismo, che è un programma che cerca di unire il mondo dell'innovazione con quello del turismo. È un programma del MIBACT, gestito da Invitalia, che ha sostanzialmente lo scopo di andare a scovare un po' le migliori idee di impresa nel mondo di turismo e di premiarle. Premiarle come? Attraverso sia dei servizi di affiancamento e sia dei contributi in denaro, quelli che sono effettivamente dei premi. Andiamo un po' a cercare di catturare diversi target di innovatori, chiamiamoli così. Cerchiamo di attirare sia chi è ancora in una fase molto embrionale, chi ha solo un'idea di business, non è una società ancora formata, ha solo l'idea. Andiamo a intercettare invece le imprese, soprattutto in particolare le start-up appena costituite, quindi magari queste società che hanno appena mosso i primi passi. E infine andiamo anche a coinvolgere quelli che sono gli operatori turistici, cioè tutti quei soggetti che sono attivi direttamente sul campo del turismo, che sotto forma di aggregazione possono portarci le loro idee, generalmente per l'integrazione dei servizi che offrono. Di solito delle aggregazioni fanno parte diverse tipologie di operatori turistici. Come funziona Factor Impresa Turismo? Factor Impresa si basa su delle sfide tematiche, in genere ne lanciamo 2-3 all'anno, dove chiediamo agli innovatori, a chi ha delle idee di business, a chi ha già delle società, di proporci le proprie idee. Effettuiamo una selezione, i migliori progetti vengono scelti e partecipano all'Acceleraton. Questo Acceleraton, diciamo, è un termine che abbiamo coniato noi ed è una full immersion di 36 ore, dove queste startup che abbiamo selezionato, startup o team di persone, o appunto aggregazioni di operatori turistici, partecipano a che scopo? Innanzitutto andare a individuare quali sono i propri punti di forza e i punti di debolezza. Rafforzano il loro progetto individuando quali sono i servizi specialistici di cui hanno bisogno e infine preparano un pitch, una presentazione di 3 minuti da presentare alla giuria, che poi è quello in base alla quale si viene
decretato il vincitore. Tutto questo avviene grazie ai tutor e ai mentor di Invitalia che li seguono per questa giornata e mezzo di lavoro. Come si costruisce la domanda? Questo avviene attraverso i town meeting. Ne abbiamo svolti due, ne abbiamo creati due. Sono degli eventi, è una giornata sostanzialmente dove esperti del privato, del pubblico, attori del turismo si confrontano, analizzano qual è la situazione del mondo del turismo, le criticità, i fabbisogni e le possibili soluzioni. E sulla base di questa giornata vengono poi definiti quelli che sono i temi delle sfide. Ne abbiamo, come vi dicevo, ne abbiamo già svolti due. È stato il Town Meeting Top Italian Destination a Firenze, che aveva come tema i flussi turistici delle grandi destinazioni, e il Town Meeting Food and Wine Tourism di Torino, sul turismo enogastronomico. Factor Impresa Turismo all'interno di Invitalia non è un'isola, che poi calza a pennello proprio il fatto che stiamo parlando di Sardegna, nel senso che siamo in costante contatto con i colleghi, tra cui anche ad esempio il team di Gianmarco, poiché spesso molte delle nostre start-up, una volta vinto il premio di Factor Impresa Turismo, possono trovare negli altri strumenti di Invitalia un aiuto per un successivo sviluppo, per andare ancora avanti. Ed è successo diverse volte che molte delle nostre imprese poi hanno anche usufruito degli altri strumenti, tra cui Resto al Sud, Smart Start Italia e tutta la gamma, diciamo, degli strumenti che propone Invitalia. Factor Impresa Turismo è stato inoltre selezionato dalla Commissione europea all'interno dell'European Enterprise Promotion Awards, in particolare nella categoria Investing in Entrepreneurial Skills, dove la Commissione europea ha messo a confronto diverse iniziative a livello europeo, e Factor Impresa Turismo è rientrata nelle migliori tre, confermandoci come una best practice per quanto riguarda, diciamo, lo stimolo alla creazione di impresa. Allora, Gianluca, dimmi. Siamo impazienti che tu ci presenti i nostri ospiti. I vostri ospiti, sì, perché sono il cuore di questo, come Sandra Piattelli, sono un po' il cuore di questo pomeriggio. E poi così riprendi magari alla chiusura per le ultime sollecitazioni sul progetto Factory. Escono da due percorsi di sfide, una si chiamava Change, esatto, e l'altra si chiamava, come si chiamava? Accessibile. Sì. Abbiamo oggi con noi i due tra i vincitori delle ultime call che ha lanciato Factor Impresa Turismo. Abbiamo Nicola Usala, CEO di Babaiola, e Giovanni Conti, che è CMO di Relicta. Io a questo punto... Nicola, tocca a te. Sì, ho deciso io. Sì, hai fatto benissimo. Il microfono, Nicola. Ok, mi sentite? Mi sentite? Mi vedete? Ok, ciao a tutti, io sono Nicola Usale e sono il CEO di Babaiola. Babaiola è una travel media company, ovvero una compagnia che si occupa di travel, di turismo, e focalizzati in tutti i vari aspetti che possono appunto corrispondere al turismo, quello della fase di ispirazione, la fase di pianificazione della vacanza, prenotazione della fase in viaggio. Babaiola, adesso faccio partire una presentazione nel mentre, è una startup che è focalizzata sul mercato LGBT. Sostanzialmente il mercato LGBT significa mercato delle lesbian, gay, bisex e trans. Sostanzialmente quindi tutto quello che
diciamo, corrisponde al mercato LGBT, un mercato che molto spesso a volte viene sottovalutato, ma in realtà che vale 75 miliardi solo in Europa, ma soprattutto sta crescendo ad un tasso del 29%. Parliamo di 42 milioni di turisti che viaggiano per l'Europa, che mediamente, c'è una cosa anche interessante, che si spende mediamente il 35% in più di budget. Sostanzialmente noi ci occupiamo di tutti quelli che sono i 4 step principali, appunto come dicevamo, l'ispirazione, la pianificazione, la prenotazione e il viaggio. Sostanzialmente ci occupiamo con vari prodotti che poi noi abbiamo ad hoc. Nella fase di ispirazione, che quindi dove fa parte il nostro blog, dove sono articoli, informazioni, dove abbiamo oltre già 20.000 accessi al mese, e dove nel nostro network poi è presente anche grosse società con cui abbiamo un accordo di partnership esclusiva che cominciano ad avere 250.000 visite al mese. Quindi diciamo che gestiamo mediamente un bel po' di visite su utenti sull'ispirazione. Per la parte di pianificazione, ovvero dove l'utente può trovare informazioni su voli, hotel gay friendly, eventi, ma soprattutto può trovare compagni di viaggio, abbiamo la nostra piattaforma, diciamo, base, madre, che è Babaiola, dove appunto, come detto, possono trovare tutte le varie informazioni che abbiamo chiesto, e abbiamo oltre 20.000 utenti registrati, abbiamo scannerizzato, praticamente monitorato oltre 50.000 hotel, club, eventi in tutta Europa, quindi una bella offerta. Colgo l'occasione per chi ci sta ascoltando, se vuole entrare anche nel mercato LGBT, se si vuole aprire a questo mondo dichiarando di essere gay friendly, che ci possono anche contattare, che è un mercato nuovo, comunque sia interessante, che anche fa bene alla società. Siamo invece, per quanto riguarda il viaggio, ne abbiamo un'app dove l'utente può trovare le varie informazioni. Dovevamo lanciarla a marzo, però è caduto proprio il lancio in corrispondenza al lockdown, quindi abbiamo dovuto un po' rinviare il tutto. Sostanzialmente grazie all'app ci sono tutte le informazioni geolocalizzate. Si può fare anche un real time engagement, significa che puoi scoprire quali sono gli eventi intorno a te, trovare persone che ti illustrino la città, quindi diciamo che c'è proprio questo componente real time. Poi vabbè, magari continuiamo dopo sui numeri, perché visto che c'è stato un grande focus su questo. Sostanzialmente noi facciamo questo, abbiamo fatto Factory Impresa a settembre, siamo stati molto contenti perché in quell'occasione abbiamo potuto validare per una volta la nostra idea, confrontarci con mentor di altissimo spessore, sia dal punto di vista con Invitalia, con Tri, che organizzava, che coordinava poi fattivamente. Quindi abbiamo validato la nostra idea, che poi significa anche dire qual è la nostra idea, parlare del nostro progetto e trovare quelle che sono le peculiarità, quelle che sono le cose da sponsorizzare meglio, quelle che appunto che non vanno bene o che vanno bene. Abbiamo ampliato il nostro network e niente, abbiamo fatto la presentazione e abbiamo vinto in quell'occasione un premio come tra le migliori 10 startup e niente, siamo qui che procediamo aspettando che riprenda ancora un po' meglio, diciamo, il turismo. Gianmarco, che ne dici? Dico che abbiamo sentito un'altra iniziativa che promette bene, in cui noi ci siamo fatti parte attiva con un progetto interessante che ha illustrato il mio collega. Ascoltiamo gli altri ragazzi che sono con noi oggi e completiamo il quadro. Robert. Gianluca, a te il prossimo futuro miliardario, spero che si ricordi di noi, perché io sono fiduciosissimo che diventerà una grande impresa. Lo spero tanto anch'io, anche perché sono stato il suo tutor durante l'accelerator che ha vinto. E ora abbiamo Giovanni Conti, che è CMO di Relicta, un'altra startup sarda. Giovanni, la parola a te. Buongiorno a tutti, sono Giovanni e sono il CMO di Relicta. Anch'io ho delle slide da presentare per meglio spiegare la nostra idea. La nostra idea non è un'idea che nasce col focus sul turismo, ma col mercato del turismo si sposa molto bene. Poi volevo dare un consiglio anche per chi volesse partecipare alla competizione di Factory Impresa Turismo.
è quello di andare tutto il team della startup a partecipare, perché io per esempio andai da solo e mi rapportai con Gianluca che mi aiutò molto, però se ci fosse stato tutto il team avremmo avuto modo di avere una vera full immersion tutti insieme, seguiti dai mentor di Invitalia, e secondo me sarebbe stato ancora meglio, sarebbe andata meglio. Ok, parliamo di Relicta. Relicta è una startup che vuole essere parte della soluzione ad un grosso problema, che è quello della plastica nei mari. Si stima che circa 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno vanno a finire nel mare e il turismo nelle coste amplifica questo fenomeno. La plastica nel mare non solo va a uccidere numerose specie marine, ma nel lungo termine si degrada in piccole particelle che vengono ingerite dai pesci, finendo così nella nostra catena alimentare. La nostra soluzione per questo problema è una bioplastica realizzata dagli scarti del pesce che ha la qualità di essere idrosolubile. Nella foto potete vedere due diversi prototipi, uno è flessibile e uno è rigido. Sembrano plastiche normali e a parte la differenza del flessibile e del rigido non hanno altre differenze nelle qualità. Come ho detto è idrosolubile, ma un singolo getto d'acqua non lo può sciogliere ed è resistente anche ad ambienti molto umidi. Difatti in acqua di mare abbiamo testato che si solubilizza dopo circa 20 giorni, ma se messa sotto acqua calda intorno a 40-50 gradi si solubilizza in pochi istanti, e questo perché vogliamo permettere a un utente finale di poter smaltire la plastica all'interno delle mura domestiche. Le applicazioni che possono essere fatte con la nostra plastica nel turismo sono molteplici, con il nostro team ne stavamo pensando alcune. Una su tutte è quella delle bustine monouso che vengono utilizzate in aeroporto, perché anni fa partecipammo a una competizione promossa dall'aeroporto londinese di Heathrow, che cercava una soluzione a tutte le bustine che loro stampavano, perché ne facevano, utilizzavano più bustine che passeggeri. Mentre altre applicazioni possono essere quella della protezione delle valigie, che viene utilizzata per poco tempo. Per gli hotel e i ristoranti possono essere i monouso, come gli involucri dei bicchieri delle posate, oppure per i musei, le chiese, i portaombrelli o i keyway che i turisti utilizzano quando piove all'improvviso. Pensiamo che sia il momento esatto per lanciare il nostro prodotto sul mercato, perché le legislazioni stanno cercando di limitare l'uso delle plastiche petrolifere. I consumatori sono sempre più attenti all'ambiente, scelgono prodotti con packaging ecosostenibili, e i grandi brand, seguendo i comportamenti dei consumatori, stanno cercando di modificare il loro packaging. Il mercato delle bioplastiche è popolato da dei player molto grossi, e noi ci differenziamo dalla maggior parte di loro perché la nostra bioplastica viene realizzata da uno scarto, che è lo scarto del pesce, e non utilizziamo delle colture dedicate. Inoltre la nostra plastica può essere smaltita autonomamente e non deve passare per processi di compostaggio che a volte sono costosi e dispendiosi di energie. Al momento siamo in piena ricerca e sviluppo, in piena fase di ricerca e sviluppo, e stiamo cercando di capire qual è il miglior business model che potrà adattarsi alla nostra idea. Stiamo studiando un processo produttivo. Nel 2019 abbiamo ricevuto un primo investimento da parte di un venture capital italiano, Vertis. Nel 2020, insieme a un team di ingegneri, stiamo cercando di trasportare ciò che facciamo in laboratorio in un processo produttivo tramite lo studio di un impianto pilota da laboratorio, e per questo impianto pilota da laboratorio sono stati fondamentali i fondi vinti nella competizione Factory Impresa. Nel 2021 andremo a sviluppare l'impianto. Quando avremo quantificato l'investimento potremo affacciarci a nuove richieste di finanziamento come Smart and Start o Resto al Sud, le stiamo valutando, e nel 2022 vogliamo arrivare nel mercato con il First User, che è un'azienda del comparto dell'acquacoltura che alleva salmone, vende salmone e vorrebbe riutilizzare i suoi scarti per produrre il packaging del salmone. Il team di Relicta è composto da Davide Sanna, che è il chimico nonché inventore del materiale, Andrea Farina, una laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, che supporta Davide nella ricerca e sviluppo. Poi ci siamo io, Mariangela e Matteo. Io e Mariangela siamo laureati in economia, mentre Matteo è uno studente di medicina. Noi ci occupiamo più della ricerca dei bandi e della gestione operativa della neonata startup. I nostri partner sono appunto Vertis, che ci ha dato un primo finanziamento. Non possiamo dire il nome perché siamo sotto NDA
dell'azienda del comparto dell'acquacoltura, e loro ci stanno supportando nei test del nostro materiale con il cibo. L'Università di Sassari che ci ha supportato nella stesura e deposito del brevetto, e ci ha fornito anche uno spazio all'incubatore che è il Cubact. Questo è proprio la foto di come ci piacerebbe tenere la Sardegna. È un paradiso. Grazie per l'attenzione. Bravo Giovanni, bravo. Prima di chiedere un parere a Gianmarco, se posso fare una domanda a Lucio? Prego. Questa storia dei bagagli, di tutta questa plastica, cioè sta toccando un tema oppure è una cosa astratta, insomma? No, tutti gli aeroporti stanno lavorando tanto sulla riduzione della plastica, quindi ho visto delle cose interessanti, quindi molto davvero, magari ci risentiamo con questa startup, perché noi abbiamo un percorso, già da 2 anni stiamo facendo un percorso che si chiama l'accreditamento a livello europeo carbon free, quindi siamo passati dal primo livello al secondo livello e stiamo andando verso il terzo livello. Naturalmente tutte queste iniziative per la riduzione della plastica sono assolutamente doverose, cioè tutti dobbiamo farci carico dei problemi a cui sta andando incontro il pianeta, per cui davvero sono molto lieto di aver conosciuto oggi Giovanni. Grazie Robert. Antonio, invece queste cose che ha citato Giovanni dell'Università di Sassari, le conoscevi? È una grande realtà, ho la fortuna di collaborare con loro ormai da 10 anni, mi occupo della fase di analisi di mercato e studio del contesto per tutti i futuri start-upper, e vedere il logo dell'Università di Sassari e del nostro Cubact su un'iniziativa così importante non solo conferma quello che dicevamo prima, siamo sulla strada giusta, ma fa vedere anche che ci sono grandi potenzialità. I ragazzi lavorano nelle nostre strutture che sono localizzate a Sassari, dove hanno un ufficio, ce l'hanno appena detto, e questo ci fa vedere anche come siamo in grado di creare comunità, per cui sono convinto che con start-up come queste e con le prossime che possono arrivare in futuro si possa realmente realizzare quell'idea di innovazione sostenibile per tutta la Sardegna. Gianfranco, scusa se ritorno a te prima di ripassare la parola a Gianmarco. È un esempio questo che ha descritto Antonio, no? Sistema universitario, finance da parte di un'agenzia governativa che non la scambiamo per un soggetto che investe, nel senso che sostiene che è completamente un'altra faccenda, un hub. In questo caso Lucio è stato preso al balzo come luogo dell'innovazione, e poi c'è l'innovazione. Potrebbe funzionare, no? Sì, diciamo, adesso io non conoscevo, diciamo, devo dire che sono rimasto positivamente sorpreso un po' da tutti gli interventi, da questo poi in particolare, anche perché, insomma, per il contesto proprio che hanno raccontato, dove si percepisce anche quando in quella slide finale dove fa vedere questo era uno studente, questo era un neolaureato, quindi si capisce come ci sia stato da parte poi anche del laboratorio dell'Università di Sassari, che adesso non ricordo il nome, l'ha detto Antonio poc'anzi, che ha accompagnato questa giovane realtà poi diciamo, nel contesto del mercato. E sicuramente questa è una delle azioni, questa che mette insieme il mondo dell'impresa, università, cioè noi come universitari, mi metto dalla mia parte, dobbiamo quanto più possibile cercare di, ovviamente mantenendo il nostro ruolo di operatori legati al trasferimento delle competenze, però favorire azioni di questo tipo, perché e questo può essere fatto in che modo? Attraverso delle azioni nelle quali tu fai capire ai ragazzi realmente quello che insegni, che poi ricadute dirette possono avere in termini non tanto di creazione di impresa, quanto soprattutto di qual è il processo che loro possono seguire. E quindi questa mi sembra sicuramente una delle iniziative, un'iniziativa molto interessante. Ce ne sono tante, a Cagliari c'è una realtà come quella del C-Lab, che proprio in questi giorni, diciamo, sta concludendo il suo anno. Sono tante iniziative che nei diversi contesti ti fanno vedere come poi l'università cerca di accompagnare i ragazzi
sempre più verso poi un contesto come quello del mercato. Quindi sono assolutamente da promuovere e da favorire iniziative di questo tipo. Gianmarco, a te, che io sto tentando un po' anche in queste occasioni di avere delle tessere di un puzzle e cercare di metterle assieme. E ritorno a dire, ma volevo anche da te un tuo contributo, possono stare coerentemente tutte assieme, privato, pubblico, imprese, hub, innovazione, università, finance, accompagnamento, misure e incentivi, insomma, ecco. Io penso di sì, Robert, cioè è anche la strada necessaria perché le cose funzionino. Vedi, lavorare per un'agenzia come Invitalia penso sia per me un grande privilegio. Le storie che abbiamo ascoltate oggi sono storie che noi abbiamo la fortuna di accompagnare e seguire tutti i giorni, anche in numeri copiosi, a dimostrazione del fatto che questo paese continua a essere ricco di talenti anche giovani, che non vogliamo in nessun modo che ci scappino via, no? Che vadano altrove a cercare fortuna. Per cui torno ancora una volta a dire che incontri come questo tipo servono intanto come diciamo leva per raccontare a chi ci ascolta che non sono percorsi impossibili, che sono un modo per raccontare anche, e uno sforzo su cui Invitalia è molto attiva, di far sentire il cittadino vicino all'organismo pubblico, allontanando lo spettro di quel soggetto lontano che sta a Roma, che non ti ascolta, e riporto ancora l'attenzione sull'argomento con cui sono partito. Io sono profondamente convinto che siano necessarie queste alleanze tra centro e periferia. Il centro che ha l'obbligo, il compito di dare degli orizzonti, la terra promessa, e la periferia, il territorio che ha il compito altrettanto importante di creare le condizioni perché diciamo il profilo strategico del paese venga poi declinato a livello locale con tutte le forze in campo. Quindi io sono convinto che è difficile, molto difficile, però è la direzione giusta, quella di mettere insieme il pubblico, come dicevi tu, il privato, il territorio, il contesto nazionale per disegnare dei processi che abbiano la loro coerenza, che però diano spazio alle realtà locali che sono differenti e quindi hanno necessità di aver valorizzata la differenza. In un contesto globale si vince con la differenza, se vogliamo, cioè valorizzando la differenza, le qualità specifiche dei territori. Grazie Gianmarco, abbiamo 3 minuti, so che c'è una domanda che magari possiamo risolvere se me la passate. E mentre arriva la domanda, a Gianluca faccio una domanda diretta proprio. La domanda l'abbiamo noi, Robert, dalla radio, ed è di un ascoltatore, se non è un problema, proprio una domanda a te, Robert, che riguarda come la fa Anna Rita, dice come si possono inviare le idee progettuali a Invitalia. Allora sì, potrebbe rispondere Gianmarco, ma penso che lo posso fare io, così lo vedete anche un po' da terzo, da un soggetto terzo, anche se amo perdutamente l'agenzia. Se dovessi dire mi sposerei con loro, ma insomma comunque non faccio parte dell'agenzia, ma collaboro con l'agenzia. Il sito invitalia.it è molto chiaro, puoi partire da un numero verde, un'email di richiesta dicendo io ho quest'idea e ti viene indirizzato magari in un ambito o in un altro, oppure partire dalla misura, vedo quella misura che penso che possa essere adatta a me. Per cui un percorso molto molto semplice in sostanza, e devo dire per esperienza che sono molto bravi e molto empatici nel rispondere e le prendono in carico molto velocemente. A Gianluca, dimmi. Ormai quant'è? 1 anno e mezzo che sei in Invitalia? Tra qualche giorno sono 2 anni. Sei contento? Molto, molto contento. Sono molto contento perché faccio un lavoro che mi piace davvero tanto. Gianluca ha studiato naturalmente, è una persona molto preparata e averlo qua è stata anche una scelta, Gianmarco, dell'agenzia, per avere una persona giovane come sono giovani questi ragazzi.
e quindi dare anche un volto di, come dire, di freschezza, preparazione, entusiasmo, il senso di partecipazione a un'idea, insomma. Però sono le 18:16. Siccome danno sempre la colpa a me che si va a lunghi, io avevo tempo fino alle 18:17 e quindi lascio la parola ad Antonio e Lucio, che però non possono dire alla fine che sono stato io quello che ha fatto ritardare. Oggi Robert è stato bravo. Robert, sei stato un grande oggi non hai sgarrato di un secondo. Robert Piattelli è ormai uno svizzero, basta. Non sei più un toscanaccio, sei svizzero. Bene, facciamo un piccolo cambiamento di programma, diamo subito la parola a Nicola Pirina perché ha un impegno e deve abbandonarci. Nicola Pirina, ci sei? Sono qua. Ecco, Nicola, grande amico, grazie di essere con noi. Tu sei un grande esperto in startup, hai lavorato su Venture Capital, adesso hai un'azienda tua insieme ad altri soggetti, ad altri soci, che saluto, e naturalmente delle startup voi sapete tanto, siete un'azienda che supporta le startup, hai uno startup lab, raccontaci qualcosa. Sì, Kizanos è uno startup studios, noi siamo un'azienda che fa aziende, conto nostro e conto terzi, conto nostro perché abbiamo un centro di ricerca interno, quindi sul nostro sviluppo facciamo le nostre startup e poi il mercato ci riconosce abbastanza talenti per poter aiutare le startup, per poter aiutare anche le piccole e medie imprese che come molte startup hanno bisogno di un po' di assistenza tecnica per le loro riorganizzazioni, per le loro diciamo, ristrutturazioni, se vogliamo anche un po' importanti. Quindi saluto tutti, conosco molti di quelli che sono intervenuti oggi. Certamente diciamo, noi siamo il classico studio di consulenza che utilizza molto laddove è possibile anche gli strumenti di Invitalia che sono stati presentati e che diciamo, presta attenzione alle attività di sistema. Diciamo, chiedendo venia del dover interrompere anzitempo la mia partecipazione, mi sarei fatto un'idea di concetti da condividere. Io penso, caro Lucio, cari tutti, che ancora nel 2020 in Italia ci siano molti più soldi che idee. Ci sono molti più soldi che idee che voglia di realizzarle. Questo perché manca un po' nei sistemi sociali, nei sistemi formativi, anche se è certamente molto migliorato negli ultimi 10 anni, manca la capacità di dare spazio alle tante voci, alle tante ambizioni che ci sono. E questo in genere avviene perché l'Italia è quello strano paese per cui, se ci pensate bene, si dice che non si trovino le risposte ai problemi che ci sono, ma questo più spesso avviene perché sono mal poste le domande per questo tipo di... Come? Non mi ricordo più in quale schermo è qua, perché non si trovano, insomma, sono mal poste le domande. Sono mal poste le domande nel mondo della creazione della nuova impresa innovativa, perché c'è ancora un'attitudine molto bassa ad analizzare i need, tanto delle aziende quanto della domanda. Oggi, soprattutto oggi, nel 2020, noi abbiamo un fatto straordinariamente grave, che è la pandemia, e che però nella letteratura socio-economica rappresenta un unicum nella storia, cioè non è mai esistito uno scontro, una mancanza così rilevante dell'incrocio domanda e offerta, perché contemporaneamente abbiamo una crisi di domanda e abbiamo una crisi di offerta. Questo genera ovviamente a livello endogeno, a livello esogeno, delle necessità potenti da parte delle aziende per se stesse, per la loro riorganizzazione e dal lato della domanda, perché le persone hanno tante nuove necessità. E quindi, se ci pensate bene, a favore di quello di cui stiamo parlando, si apre un grande nuovo Eldorado.
non volendo diciamo, sminuire la gravità diciamo, sociale e sanitaria di quello che è accaduto, ma per il tema di cui ci occupiamo oggi si aprono un'enorme quantità di opportunità per un'enorme quantità di aziende, un'enorme quantità di ragazzi che vogliono proporre il loro prodotto, a patto che questo prodotto che viene proposto abbia alla base per l'appunto la risposta a un bisogno nuovo, non a un bisogno datato, per cui già c'erano delle risposte abbastanza stanche. Si può in questo momento, diciamo con una buona finestra 2020-2030, certamente creare una nuova impresa che guardi alla sostenibilità, che guardi ai servizi alla persona, che guardi alle varie declinazioni del lusso, che guardi al mondo degli eventi, del marketing, dell'intrattenimento, dell'educazione, della disintermediazione. Cioè ci sono tutta una serie di settori rilevantissimi che sono già studiati ad alto potenziale di impatto, che possono sicuramente dare soddisfazione ai territori. Servono alcune cose. Eviterei che ci fosse la sovrapposizione del pubblico al privato, che in Italia, come in altre parti del pianeta, ha dato un po' di difficoltà attuative. Il pubblico deve lavorare molto bene su tutte quelle che sono le precondizioni del sistema, le precondizioni ambientali, le precondizioni sanitarie, la logistica, i trasporti, le varie infrastrutture, e già anche lì, laddove il pubblico si muovesse nella corretta direzione delle precondizioni che servono allo sviluppo economico dei territori, anche lì ci sarebbe uno spazio importante per i ragazzi, ma anche per i meno giovani, per la creazione di imprese. L'ultimo punto che vorrei toccare è stato in più punti stimolato da chi ha parlato prima di me. Il tema centrale del lavoro che state facendo oggi, così come nelle altre puntate che avete condotto, è il rapporto che c'è tra intelligenza e territori. In Sardegna come altrove, ma essendo per me importante la Sarditas, mi pare che in Sardegna ce ne sia di più, abbiamo tanti giacimenti territoriali, abbiamo tante persone che ci vengono a trovare e che ci vogliono venire a trovare, e abbiamo anche un piccolo mercato domestico. Abbiamo tanta intelligenza che è polverizzata nei territori e a questa bisogna dar voce. Come si può dar voce all'intelligenza che c'è nei territori rispetto a quello che avete detto? Bisogna riportare le persone al sogno, che è quello che poco avviene. Cioè bisogna riportare i ragazzi, i disoccupati, le persone le cui aziende hanno chiuso sotto Covid o sotto tanti altri aspetti, cioè chi è fermo in questo momento, le grandi categorie degli inattivi italiani. Bisogna riportarli al sogno, e riportarli al sogno nel rispetto, cioè con sogni che siano rispettosi delle vocazioni dei territori in cui queste persone vogliono vivere. Questo non vuol dire necessariamente che il ragazzo gallurese deve fare impresa in Gallura, può essere il ragazzo romano che trova la sua vocazione per fare l'impresa nel centro della Sardegna con un prodotto altamente innovativo. E questo perché può succedere, deve succedere. Devo interromperti, vai a concludere perché ho finito, era proprio la nota finale. Questo perché? Ottimo. Perché in questo momento non possiamo più permetterci di ragionare con dei confini geografici amministrativi nello sviluppo dell'impresa, e dobbiamo metterci in testa che in tutti i territori non per forza serve la nuova Facebook e la nuova Google, ma è altrettanto importante che in ciascuno dei paesi ci sia un'impresa col suo fatturato dignitoso che regga una porzione di persone di quel paese, con un prodotto altamente innovativo che la rete certamente ci può aiutare a veicolare con energia. Scusate la premura, grazie. Ottimo, grazie Nicola. Ci piace continuare a parlare di start-up e vorrei chiamare in causa il nostro guru del Destination Management, Joseph. Tu hai sviluppato il piano strategico regionale. Giusto. Ovviamente all'interno del tuo piano strategico si è parlato di start-up, si è parlato di nuova impresa. Questo programma di eventi, di call to action, ha ragionato insieme a te proprio per sviluppare cultura turistica. Abbiamo detto costruire cultura turistica. Come la vedi tu in questo momento la situazione? Che consiglio daresti ad un giovane che vuole affacciarsi al settore turistico? Guarda Lucio, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Soprattutto il consiglio da dare nel turismo è uno molto, molto semplice.
perché a volte quando parli con i ragazzi le start-up vanno diciamo in tilt. Nel turismo è importante la tecnologia, ma la tecnologia non è fondamentale, quello che è fondamentale è il prodotto. Spessissimo, l'abbiamo visto, Robert lo sa anche molto bene, tante start-up nel turismo non sono andati avanti perché ragionano sulla tecnologia e non sul prodotto. Pertanto, e anche come diceva Nicola ha detto una cosa che condivido assolutamente, quello che è importantissimo in una startup non deve essere per forza soltanto tecnologia, deve avere nella base un prodotto, perché il cliente, il turista, non compra tecnologia, compra il prodotto. E in conseguenza le startup innanzitutto devono di vedere la tecnologia come uno strumento per vendere, per costruire, per gestire il prodotto. Allora, rispondendo a quello che mi dicevi, sì, Sardegna è una terra, ormai la conosco molto molto bene la Sardegna, quasi quasi come la mia natia Catalogna. Detto questo, ho trovato ragazzi, e non tanti ragazzi, perché attenzione, le start-up non devono essere soltanto dei ragazzi appena usciti, anche i quarantenni, i cinquantenni fanno delle start-up e hanno anche la voglia. Direi gente molto brava, in gamba, con delle idee, soprattutto con un concetto, diciamo, di appartenenza del territorio importantissimo. E su questo si aveva ragionato per incentivare in qualche maniera, per seguire e per accompagnare, perché quello che è molto importante per le start-up è sviluppare il prodotto, però succede spesso che il prodotto, l'idea è endogena, cioè quello che io penso, quello che mi piace, quello che in qualche maniera diciamo vorrei fare. E a volte il problema fondamentale è andare a vedere se nel mercato c'è già un concorrente o se il mercato o la domanda c'è o accetta quello che tu vai a proporre. Pertanto è fondamentale nel mondo del turismo e soprattutto in quello delle start-up il confronto e la collaborazione in binario parallelo fra diciamo l'idea, il sogno, l'iniziativa, come diceva molto bene Nicola, e anche il supporto nell'accompagnamento diciamo facendo anche, se vogliamo, il cattivo, tentando di mettere a terra il sogno, il progetto, in modo che corrisponda a quello che il mercato e la domanda sta chiedendo. I presupposti ci sono, voglia ce n'è, e soprattutto devo dirvi con molta onestà che in Sardegna c'è tantissima opportunità e tanta possibilità da sviluppare. Sardegna, sempre l'ho detto, è un enorme bacino di materia grezza, materia che va trasformata, che va costruita per creare un prodotto turistico, e su questo penso che le start-up che ci sono, ma anche altre, e su questo vorrei animare a tutti quelli che hanno una idea a portarla avanti, in qualche maniera a sognare, perché uno degli elementi fondamentali del turismo, il punto di partenza è il sogno di voler fare un'azienda, di voler essere imprenditore e soprattutto di creare ricchezza. Bene, vorrei un flash da Gianluigi Tidia. Gianluigi, che si dice in rete? Eccomi qua. Eccomi. Buonasera. Non ti vediamo a tutti. ancora? Eccomi. Eccolo qui. Ok. Buonasera a tutti. Dacci un feedback. Un feedback, molto interesse anche per la curiosità di capire come si può collaborare appunto con Invitalia, capire che prospettive ci sono, e poi tantissima curiosità anche per i progetti che sono stati presentati. Le parole dette soprattutto da Nicola alla fine, legate proprio al contesto culturale, sociale, economico sardo, incuriosiscono e danno anche un po' di speranza. In radio è stato detto che c'è un po' di timore appunto di non riuscire a uscire da questa situazione, quindi la speranza, trovare un appiglio, qualcuno che dica c'è speranza. Anche tu, Lucio, prima parlando di voli hai un po' rincuorato gli animi. Ecco, queste sono insomma appunto le sollecitazioni legate a questo. Un elemento che un po' accomuna tutto è la questione della sostenibilità, che sarà sostenibilità sicuramente ambientale, ma soprattutto economica, sociale, umana, e quindi tantissime persone sono appunto incuriosite e anche timorose che lasciato questa emergenza ci si dimentichi un po' di quali siano le vere urgenze per
per l'umanità, insomma, dal punto di vista Gianluigi, tieniti pronto a chiusura del webinar, perché tu hai fatto un bel piano di comunicazione con altri due compagni di viaggio. Abbiamo avuto diverse sollecitazioni, qualcuno vuole sapere qualcosa in più, per cui fra pochissimo ci ricolleghiamo con te e ci racconti un pochino di questo progetto. Nel frattempo ce l'abbiamo Max? Ce l'abbiamo ancora Radiolina? O si è appisolato il vecchio Max? No, ci siamo, soltanto che vado da cuffie per il computer alle cuffie invece per la radio, quindi ogni tanto mi perdo, non ero incuffiato. E mi becchi sempre, devo dire, sei molto attento, direttore. Chi è quella bella signora al tuo fianco? Quella bella signora al mio fianco si chiama Maria Assunta Fodde. Ecco, cosa le facciamo dire? Che conosci molto bene. Ti vogliono far dire qualcosa, Maria Assunta? Cosa le facciamo dire? Maria Assunta, ci devi raccontare della rivista. È uscita il numero 4 del magazine. È uscito il numero 4 del magazine, devi raccontare della rivista. Prego, signora. Vada pure. È un brutto tiro perché era pronta da mesi, è arrivata proprio oggi, la prima stampa del magazine, del numero 4, e non ricordo tantissimo, però quello che ricordo è che alcuni giornalisti che sono stranieri e ormai collaborano in maniera fissa con questo magazine hanno raccontato nuove storie sulla nostra isola, su come fare una bella vacanza passando all'interno della Sardegna, dalle coste, attraversando l'isola in lungo e in largo e quindi occupando le pagine con racconti sull'archeologia, sulla cucina, sugli itinerari di trekking. È un bel modo di raccontare l'isola agli stranieri che in realtà non hanno mai trovato uno strumento così agevole per potersi portare appresso. Va bene. Prossimo webinar magari la facciamo vedere, diciamo anche dove gli operatori possono trovarla. D'accordo? Ecco. Andiamo velocemente, benissimo. dovremmo avere in linea il presidente di Federalberghi, al quale dobbiamo fare un po' di domande. Buongiorno Paolo. Ciao Lucio, ciao a tutti. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Come sai ci sono grandi aspettative, grandi speranze e anche un po' di paura da parte degli operatori. Tu hai il polso della situazione più di chiunque altro. Che cosa ci puoi raccontare? Come sono i booking? È una stagione molto complicata, il caos di comunicazione ha creato dei danni importantissimi, soprattutto perché il turismo è un mondo che programma un anno per l'altro, quindi trovarci a gestire tutta la stagione in last minute obiettivamente è una cosa a cui non eravamo assolutamente abituati. E quelle 2 o 3 settimane di ritardo nella comunicazione si stanno ripercuotendo in un giugno di fatto annichilito, arriverà al 3, 4, forse 5% dei valori usuali e i primi 15 giorni di luglio con molta fatica. Però vediamo anche le notizie positive. A oggi più di 1/3 degli alberghi e delle strutture dell'accoglienza, ma anche dei servizi, quindi ristoranti, guide e così via, sono operativi. Da qui al 4 luglio supereremo ampiamente il 50% e quindi diciamo metà Sardegna il 4 luglio sarà aperta. Da lì in poi bisognerà vedere come procederanno le prenotazioni, perché sicuramente si procederà con ulteriori aperture, ma per molti, soprattutto le catene, ci sarà una scelta in funzione dei risultati, dei numeri del booking, che al momento purtroppo naviga sotto il 20% su base stagionale. In queste date eravamo ovviamente con numeri che sfioravano l'80% e quindi ci manca un bel pezzo. Le nostre previsioni per la stagione parlano di arrivare ad 1/3 dei volumi dello scorso anno. In questo momento è molto difficile anche poter riconfermare quelle previsioni, però, ripeto, dal punto di vista positivo abbiamo che la Sardegna ha aperto, abbiamo che gli operatori ci credono e stanno avviando le assunzioni e quindi stanno avviando anche tutta quella macchina comunicativa privata che racconta
di una Sardegna ospitale, e gli hotel e tutte le strutture in genere sono pronte e preparate per poter gestire questa situazione. Dall'altra parte si stanno affacciando timidamente anche i mercati stranieri. Sappiamo che sarà un'estate principalmente a beneficio italiano, nel senso di turisti italiani, e avremo probabilmente anche un raddoppio del numero dei sardi che vanno in vacanza in Sardegna, che è la scintilla, non sarà, è la scintilla che sta accendendo questa stagione. Quindi un ringraziamento in primis ai nostri concittadini che stanno iniziando a scegliere l'isola in maniera inusuale come meta di vacanze. Speriamo che adesso il mercato Italia dia quella massa critica che ci serve per poter dichiarare di essere aperti. Lo vediamo un po' a macchia di leopardo, le località che hanno una prevalenza di turisti italiani sono già più avanti nel prenotato, mentre altre aree come quella del nord, che ha un 65% di stranieri, purtroppo paga un pochettino di ritardo. Come dicevo poco fa, gli stranieri stanno iniziando proprio negli ultimi giorni a effettuare qualche timida prenotazione. Per il resto occorre che si lavori tutti nell'unica direzione possibile, che è quella di rendere la Sardegna un pochettino più semplice anche dal punto di vista comunicativo da raggiungere, perché obiettivamente se c'è un vero grande errore che è stato fatto in questa pandemia, per sintetizzare un termine, è proprio quello comunicativo. Non siamo stati bravi a comunicare, e in un settore come quello turistico, che come ho detto prima vive di programmazione, vive di un altissimo livello di organizzazione e soprattutto lavora sui numeri, abbiamo necessità un pochettino di riorganizzarci. Detto questo, la giornata di oggi è importante perché tutte le novità nel nostro settore sono in continuo fermento. Abbiamo qui Robert che per tanti anni ci ha accompagnato con le sue iniziative per innovare un pochettino il nostro settore. Beh, è chiaro che questo è un settore che da questa pandemia ne uscirà rinnovato, e quindi dobbiamo essere bravi a cogliere gli spunti giusti. Tutto qui. Grazie Paolo, grazie. Direi in estrema sintesi l'ottimismo della volontà, di gramsciana memoria ci anima tutti, noi e voi. Vorrei fare un flash con Alessio Neri, rappresentante regionale per la Sardegna dell'Associazione Italiana Startup Turismo. Alessio. Sì, eccomi Lucio, grazie per l'invito. Io forse, come si sente dall'accento, non sono sardo, ma sono uno di quelli che dal continente è venuto a fare imprese in Sardegna ormai 5 anni fa, fondando una startup che si occupa di machine learning per intercettare gli interessi di viaggio degli utenti in base ai contenuti che pubblicano su internet. Si chiama agenteinviaggio.it il nostro progetto. In particolare in questo contesto sono in rappresentanza dell'Associazione Startup Turismo, che è l'unica vera associazione di carattere nazionale che raccoglie imprese regolarmente iscritte al registro delle startup innovative che fanno innovazione a tutto tondo nel mondo del turismo. Ci sono delle realtà più piccole, ci sono delle realtà più grandi, qualcuno ha avuto successo, qualcuno è fallito e si è reinventato. Chi fa startup sa che il fallimento è un grande insegnamento, e una delle caratteristiche principali della nostra associazione è quella di non fare rete, di non fermarci mai. Siamo una realtà nata dal basso che raccoglie più di 150 aziende in tutto il territorio nazionale, continua a svilupparsi dal basso, e proprio venerdì scorso c'è stato il rinnovo del board nazionale dell'associazione, e quindi diciamo abbiamo tutta una serie di nuovi compiti da sviluppare per il prossimo biennio. Per quanto mi riguarda, in particolare in Sardegna, il compito principale sarà quello di raccogliere nuove adesioni. Ad oggi siamo solo 4 imprese innovative sul territorio sardo con sede legale in Sardegna. A parte noi abbiamo Edgar, che è uno smart concierge per strutture ricettive, abbiamo Nowsdream, che a proposito di rapporti tra mercato e l'università è una startup nata dal Contamination Lab di Cagliari, che ormai è ben stabile sul suo mercato. Abbiamo la New Entry, che è Art of Sardinia, che da poco insomma è sulla cresta dell'onda per un nuovo prodotto che ha lanciato. Quindi siamo tutti più o meno ragazzi. Sappiamo che in Italia il concetto di ragazzi è abbastanza elastico, quindi ci piace sentirci ancora così.
Il nostro obiettivo principale è ingrandire il nostro numero. Conosco anche qualcuno, ovviamente, tipo Babaiola, che ho già provato a convincere a entrare in associazione, ma ci sono molte attività in realtà innovative che nascono in Sardegna, che nascono dall'iniziativa di più o meno giovani e che si occupano del turismo. Quello che vedo è che il turismo per i sardi è più di un mercato, è una passione, c'è questo fattore forte che riguarda l'ospitalità, la voglia di mettere in pratica direttamente le proprie competenze e anche un po' di buttarsi all'avventura, che è molto forte in questa regione. L'obiettivo è convogliare questa energia all'interno di un'organizzazione che porta dei benefici reali. Siamo partner di BTO, quindi insomma, per una startup entrare in un evento del genere ha dei prezzi molto accessibili. Nessuno è perfetto, Alessio. Come? Nessuno è perfetto. Cioè. Alessio, come possono contattarvi? Allora, la mia, ovviamente c'è il sito web nazionale attraverso cui è possibile insomma, entrare in contatto sia con community manager nazionale che con me, che sono il rappresentante territoriale, che è startup-turismo.it. Per chi volesse scrivermi direttamente può scrivere ad alessio.neri@startupturismo.it. D'accordo. Siamo veloci in queste cose, quindi riceverete subito delle risposte. Poi sul sito ci sono tutte le informazioni utili. Bene. Se posso fare un'altra lancia in un momento soltanto, Lucio, per i ragazzi del Startup Turismo, è un serbatoio per factory impresa importante, nel senso che sono, ma non solo per questo, Gianmarco, anche c'è molto smart start dentro, insomma, per cui sono tutti soggetti che osserviamo da lontano e da vicino, cercando di farli cogliere tutte le opportunità che i progetti, i percorsi, le misure, gli incentivi di Invitalia offrono. No, ridevo Alessio perché BTO mi fa sempre sorridere, io sono uno dei fondatori, per cui... Conosco. No, volevo solo dire che, diciamo, come associazione le opportunità, oltre a fare rete, sono quelle di partecipare ad eventi di caratura nazionale a prezzi molto accessibili. Abbiamo la possibilità di avere stand in tutte le principali fiere nazionali, TTG, BIT, a prezzi veramente, insomma, da startup. L'obiettivo dei prossimi 2 anni saranno, con le partnership con Invitalia, con ICE e con altre realtà diciamo che favoriscono gli investimenti nel paese, sarà quello di spingere sull'internazionalizzazione. Abbiamo una nuova responsabile relazioni internazionali e speriamo nei prossimi 2 anni di essere forti sui territori, Sardegna compresa, e di avere un po' più di spazio anche a livello internazionale, perché Grazie, ci sono dei buoni Alessio. Grazie, dobbiamo correre perché siamo leggermente in ritardo. Bruna Puzzulu. Bruna, ci sei? Ci sono, eccomi. Ecco, allora abbiamo un po' di sollecitazioni rispetto al tuo intervento della volta passata. Allora, quali sono gli strumenti, ci chiedono, da mettere nel cassetto, lato azienda e lato individui, singoli? Sì, allora direi che sostanzialmente non c'è molta differenza. La ricetta in questo momento è triplice, ci sono 3 cose fondamentali che servono. Una è sicuramente la creatività, stiamo parlando di startup, quindi non può mancare l'elemento essenziale che poi guida la progettazione dell'innovazione. Sicuramente la perseveranza, quindi la capacità di non arrendersi e di, in ultima analisi, guidare, quindi non adattarsi ma guidare il cambiamento. Quindi cambiamento, perseveranza e creatività. Su queste 3 basi ci si può muovere ovunque, anche in contesti così difficili e incerti come quello che stiamo vivendo. Senti, un'altra domanda, Bruna. Ci chiedono qualche testo, ci puoi suggerire qualche testo interessante di approfondimento? Sì,
Allora, per esempio, sulla creatività non può mancare nella biblioteca di tutti diciamo, la bibliografia di Edward de Bono. Ancora prima dei 6 capelli per pensare, io consiglierei diciamo, il pensiero laterale di Edward de Bono, che è poi il fondante del suo pensiero creativo. Sulla perseveranza, a me piace molto Nardone con Oltre se stessi, che diciamo dà la ricetta del metodo e la disciplina per andare oltre la performance, quindi oltre il talento, oltre la capacità, oltre la genialità, chi fa la differenza è solo colui che ha un metodo per andare oltre la propria capacità. E poi c'è il classico dei classici che tu stesso mi hai insegnato, Lucio, che è Chi ha spostato il mio formaggio, che invece ci aiuta a orientarsi nel labirinto del cambiamento. Bene, bene. Allora, magari lasciaci i dettagli di questi testi in modo che possiamo poi metterli su YouTube e sul nostro sito, in modo che poi chiunque sia interessato possa comprarli naturalmente e approfondire. Certo. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie Bruna. A voi. Ciao Bruna. Allora, professor Usai, andiamo verso le conclusioni. Iniziamo a tirare qualche linea. Anche oggi spunti interessanti. Il mondo delle start-up è avvincente, coinvolgente, è un buon termometro per capire che cosa sta succedendo nel nostro sistema, dove ci stiamo orientando, se realmente quelle idee di cui tanto si parla poi produrranno degli effetti. E da questo punto di vista, anche grazie agli interventi puntuali di Robert, abbiamo ricordato che cosa è stato fatto, perché poi tante volte ci dimentichiamo dei passi che abbiamo fatto e non ripartiamo da quei passi per costruire, per crescere ancora. E allora il fatto che ci sia un'università dentro un aeroporto, che insieme l'incubatore di Sassari, l'incubatore di Cagliari, come è stato ricordato, lavorino insieme ad una competizione come la Startup, la Star Cup, che di anno in anno si sussegue e ci dà la possibilità di conoscere nuovi futuri imprenditori, ci ricorda che tutto sommato anche in Sardegna riusciamo a fare delle cose interessanti. Sul turismo forse dobbiamo ancora crescere, perché le start-up sul turismo sono ancora troppo poche. Lo vediamo anche dai nostri laureati. Io ho la fortuna di insegnare in un corso di laurea magistrale. I miei studenti sono quelli che dopo una specializzazione si confronteranno col mercato. Bene, di questi ancora troppo pochi diventano futuri start-upper. E per start-upper sposo molto quello che diceva Joseph poc'anzi. Non c'è la tecnologia alla base della start-up, ma c'è il prodotto, c'è l'idea. Ecco, ancora sull'idea non riusciamo ad essere molto performanti. Tante volte nel confronto senti ragazzi che vengono con la voglia di cavalcare la tendenza del momento, cercano il prodotto che hanno visto da qualcuno, ma non ti portano delle novità incrementali. È vero anche che delle volte confondono l'app con il prodotto vero, e qua Joseph ci ha ricordato una cosa fondamentale. Nel nostro osservatorio privilegiato, che è l'incubatore di impresa di Sassari, accogliamo ogni anno tra i 20 e i 30 studenti che si confrontano con noi per rilanciare nuove idee. Tanti ci propongono un'app come punto di partenza e in realtà dimenticano che quell'app dovrebbe essere soltanto uno strumento. Bene, ecco allora che anche con la grande collaborazione delle associazioni di categoria, tanto abbiamo fatto con loro, ricordo gli eventi degli ultimi anni con il Job Day organizzato qui in aeroporto col supporto di Geasar. Bruna è stata con noi per condividere con gli studenti dei modelli di impresa che ci potessero aiutare a guardare oltre, cioè a partire non dalla tecnologia ma dall'idea per organizzarsi e lanciare un nuovo prodotto. E allora in quell'occasione partecipava anche Invitalia, Robert come elemento aggregante. Ci siamo dati atto che stiamo facendo ma possiamo fare di più. Bene, quello che abbiamo fatto ci serve per il futuro, oggi è un altro tassello importante e forse Lucio questo è anche il momento di lanciare qualcosa in più, perché questo aeroporto come sistema aggregante ci potrebbe aiutare ancora una volta, magari a settembre, a richiamare quegli stati generali delle start-up del turismo che si possono confrontare e magari disseminare. Gli studenti da un lato, l'università, il privato, lo ricordava Nicola, in una funzione aggregante e propulsiva, così come i player del sistema, si potrebbero ritrovare, appena ci potremmo rivedere tutti da vicino, per parlare di start-up, turismo e capire qual è l'essenza di quel prodotto che tramite la tecnologia arriva a quei clienti potenziali. Oggi ne abbiamo parlato, magari possiamo già mettere in cantiere un grande molto volentieri, molto volentieri. Questa mi sembra un'ottima idea. Dobbiamo continuare a ragionare sul tema delle start-up. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi farei un giro ripartendo da Gianfranco. Come ti è sembrata la giornata? Sei soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto anche perché ho visto
brio e tra l'altro ho conosciuto realtà che non conoscevo, quindi è evidente quanto poi molto si muove in questo sottobosco. Mi piace sottolineare una cosa, però vorrei sottolineare una cosa importante, cioè che dietro una startup, dietro un'idea, e questo è un segnale che voglio mandare ai ragazzi, ricordiamoci sempre che è importantissima l'idea, è importantissima anche il lampo di genio, però non dimentichiamo mai la necessità di studiare e di lavorarci intorno, perché poi il mercato non perdona il mercato, non perdonano le condizioni al contorno spesso, e quindi magari una buona idea, se però non è accompagnata da un'azione forte, integrata, che la irrobustisca e che consenta poi di mantenerla, insomma, potrebbe avere qualche difficoltà. Quindi, e qui chiudo, la preghiera e la richiesta ai ragazzi è sognate in grande, però accompagnate quei sogni con la forza, col lavoro del quale siete sicuramente capaci, perché avete gli strumenti, avete le competenze e avete la possibilità perché quell'idea, quel sogno possa poi diventare realmente un qualcosa che si può sostenere nel mercato per anni. Grazie Gianfranco. Torniamo da Gianluigi. Gianluigi, abbiamo parlato del vostro progetto di comunicazione. Se ne è già parlato molto sui social, se ne è parlato un po' sulla stampa. Che cosa ci racconti? Raccontaci un po' la genesi e soprattutto qual è l'obiettivo finale. Allora, sì, mi ricollego subito alle parole di Paolo Manca di Federalberghi riguardo un po' i problemi di comunicazione che abbiamo avuto, generali, non solo in Sardegna, un po' in tutta Italia. In questo contesto, due amici, Tiziana Tirelli e Giovanni Murgia, esperti di turismo, esperti di art director, Giovanni e Tiziana esperta di internazionalizzazione di turismo, ci siamo messi a ragionare su cosa si potesse fare per provare a rassicurare appunto il mercato in un momento in cui appunto la Sardegna era vista come una meta inaccessibile e pericolosa, e quindi è nata Sardegna Aperta, una campagna totalmente gratuita, no profit, che vuole appunto rendere il messaggio di una Sardegna ospitale, accogliente e sicura. Nasce multilingue, quindi in 9 lingue più la lingua sarda, ed è rivolta ai turisti che potenzialmente potrebbero venire in Sardegna, compresi quelli sardi ovviamente. Nasce sui social, quindi per necessità. Ovviamente non abbiamo la possibilità di portarla economicamente con sponsorizzate su altri media, però ci ha subito dato un riscontro enorme e anche gratificante dal punto di vista professionale, perché sono state spese bellissime parole, per esempio da Paolo Iabichino, uno dei pubblicitari più importanti d'Italia, che l'ha ritenuta una campagna veramente importante. Cosa si può fare? C'è una campagna appunto con una serie di cartelli multilingue che possono essere personalizzati dalle strutture e quindi chiedendocelo si può aggiungere diciamo il logo, gli elementi legati alla struttura, e può essere utilizzato nella comunicazione per i vari mercati, quindi nella comunicazione social per promuoverlo e anche commercializzarlo secondo ovviamente delle regole che abbiamo stabilito per omogenizzare un po' il prodotto, per non renderla troppo appunto a briglia sciolta. C'è anche la possibilità per enti e associazioni di aderire, i comuni per esempio possono aderire con una delibera, c'è tutto ovviamente il materiale sulla pagina Facebook, utilizziamo i canali social per questo, e sta andando parecchio bene. Abbiamo tra l'altro in lavorazione un video molto bello che uscirà presto, tutta un'altra serie di elementi che appunto insieme stanno aiutando a comunicare la Sardegna, innovando anche un po' la modalità, non aspettando al solito che la comunicazione avvenga dall'alto, ma provando appunto a portarla dal basso in maniera collettiva e con
una serie di persone, cioè traduzioni per dire le foto, i video, sono tutti dati gratuitamente da persone che hanno dato la loro disponibilità, comprese ovviamente noi tre. Allora direi che il prossimo webinar, cioè fra 2 giorni, il 24, magari facciamo vedere anche qualche immagine, d'accordo? Sì. Ok, molto volentieri. Allora abbiamo un paio di minuti per Robert, che ci dirà se è soddisfatto della giornata di oggi, per poi chiudere con Joseph. Sono super, però i miei 2 minuti li cedo a Gianmarco, se posso. Bene, certo, sentiamo anche Gianmarco molto volentieri. Vai. No, è stato molto interessante ascoltarvi tutti, ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi e condivido alcuni. Mi ha particolarmente colpito il discorso di Nicola sul sogno, anche il richiamo di qualche altro intervento al sogno legato alla pragmaticità. Io penso che oggi abbiamo lanciato ai giovani che ci hanno ascoltato questi messaggi: si può fare, le istituzioni possono essere vicine, possono fare rete, è necessario lo sforzo, l'impegno, la perseveranza, però il territorio sardo secondo me è ricco di opportunità ancora inesplorate e anche di talenti che abbiamo quasi il dovere di provare a tenere non relegati, perché io sono per l'apertura, sono padre di 2 giovani ragazzi a cui ho sempre detto andate un po' dove volete, però mi auguro che stiate in Italia, ecco. E quindi spero che anche i nostri giovani colgano questo spirito, insomma, c'è l'opportunità di fare, ci sono strumenti che lo consentono, quindi questa iniziativa sì, è stata molto interessante, mi ha arricchito come ogni confronto d'altronde. Quindi grazie a Robert, che è sempre un prezioso alleato di Invitalia, e grazie a tutti voi per l'invito. Siamo noi che vi ringraziamo. Veramente queste cose sono davvero utili, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, ma anche per i meno giovani che vogliano iniziare un'attività, che vogliono avere qualche spunto, un po' di ispirazione. Quindi auspichiamo che davvero questa partnership possa essere rinforzata. Darei le conclusioni a Joseph. Lucio, se posso soltanto veramente un secondo, sì. Giovanni Conti, ricordati di noi quando ti quoterai in borsa. Ricordati di quando sei partito. Ricordati degli amici. Marco e Gianluca, mi raccomando. Professore Yark, ci sei? Ci sono. Allora, come conclusione, voglio dire anche però una cosa molto importante anche a Robert. Guardate ragazzi, uno dei problemi di tanti ragazzi che si mettono alle startup è che la prima cosa che pensano è all'exit strategy, a trovare qualcuno che la compri. E così a volte non funzionano le cose, soprattutto perché nel turismo è necessario tantissima passione e soprattutto tantissimo impegno. Io sempre dico una cosa ai ragazzi che vogliono entrare nel mondo del turismo: se volete una vita facile, non lavorate nel turismo, dedicatevi a altro. Se volete guadagnare dei miliardi, dedicatevi a finanza o altro. Detto questo, io sono veramente molto contento della giornata di oggi, perché ci ha permesso in qualche maniera di vedere degli esempi di ragazzi che con passione e interesse, con le dovute conoscenze e capacità stanno affrontando il futuro del turismo, ma anche il suo proprio futuro. E penso che soprattutto deve servire anche per tutti i ragazzi e per tutta la gente del turismo della Sardegna, dove stiamo vedendo che possibilità ne abbiamo, ma che soprattutto la innovazione assolutamente necessaria che la proposta turistica della Sardegna ha bisogno, perché dobbiamo accelerare per adeguarci meglio a quel mercato che già era cambiato, ma che sta cambiando e che cambierà ancora e sta evolvendosi. Pertanto momenti come oggi ci permettono di aprire in qualche maniera la prospettiva e avere una visione molto più ampia e soprattutto considerare che non tutto il turismo è uguale, che dobbiamo dimenticare il turismo indifferenziato, standard, eccetera, che ha caratterizzato e purtroppo ancora caratterizza forse troppo l'offerta turistica della Sardegna, per cominciare a ragionare su proposte più verticali, tematiche e anche per target molto chiari. Con un'unica, raccomandazione, lo ribadisco: la tecnologia non è il fine, è un strumento. L'elemento fondamentale per il successo di una startup, di una nuova azienda nel turismo è il prodotto. E penso che oggi in qualche maniera tutti quelli che abbiamo partecipato
abbiamo abbiamo dato dei contributi con questo indirizzo. E questo finalmente penso che in momenti come oggi vanno assolutamente bene per far crescere la consapevolezza e la cultura turistica nella nostra Sardegna. Benissimo, io ringrazio davvero tutti i partecipanti, vi do appuntamento a dopodomani alle 17, parleremo di trasporti e sarà veramente importante comprendere che cosa avverrà nei prossimi 2 mesi che sono, come sappiamo tutti, strategici e fondamentali per la riuscita delle nostre imprese turistiche. Quindi dalla piccola impresa sino al grande aeroporto tutti abbiamo necessità di capire come luglio e agosto performeranno, per cui siamo molto curiosi di sentire dagli esperti che cosa succederà. Vi do appuntamento fra 2 giorni, ringrazio di nuovo il professor Osai e tutti voi che avete partecipato. Un saluto a tutti, grazie. Ciao. Arrivederci a tutti. Ciao ciao. Arrivederci, grazie A tutti.